È arrivato il 2025, io questa mattina devo fare gli auguri perché non li ho fatti l'ultimo dell'anno, perché se ci sono i superstiziosi la donna non può fare gli auguri, però li faccio adesso, anche se sono partita con questa immagine straziante, perché io le cose me le ricordo, non le dimentico. E ricordo anche quello che ho sentito l'altro giorno, un altro bambino per fortuna salvato da uno sconosciuto. Questo bambino che chissà, questo ragazzino che traumi porterà per tutta la vita. Lui ha visto morire la sua mamma, perdere la sua mamma. Per fortuna che c'è questo papà in Germania che andrà a prenderlo. E questo sconosciuto che l'ha salvato. Ha salvato questa creatura nell'invisibilità di chi doveva vedere. Ma io mi domando, indipendente ognuno come la pensate, ma si può non vedere queste barche in mezzo al mare e lasciare morire le persone? Ma sono veramente tutti delinquenti, tutti spacciatori? Questo bambino, secondo qualcuno, diventerà un ladro, uno spacciatore, è già un delinquente perché li abbiamo etichettati, molti li hanno etichettati. Io penso che è una vergogna nel 2025 dove vediamo spendere soldi, incredibilmente tanti soldi per cose che non servono, non aiutano. Per carità, i controlli ci sono, ci devono essere, ma sono questi i controlli. È il controllare e di veder morire la gente. Volete dirmi che nessuno ha visto dove andiamo nella Luna e vediamo anche il piccolo centesimo di frammento di stella? Eppure non si vuol vedere, perché qualcuno ha deciso di non aiutarli. Qualcuno ha deciso che molti devono morire. Forse siamo in troppi, dicono. Ma qua in Italia non mi sembra che siamo in troppi. Mi sembra che abbiamo una denatalità che fa spavento. Mi sembra che tantissimi industriali, artigiani hanno bisogno di forze lavoro che non abbiamo, non le troveremo perché non ci sono. Eppure la cattiveria, la rabbia di molte persone, di vedere le persone di colore diverso, ecco, di avere questa rabbia dentro, di non volere. Avete sentito quella ragazza di colore nero del Sansovino, di questo istituto importantissimo, cosa ha detto? C'è il razzismo, lo vedo, lo sento nella mia pelle, i suoi compagni hanno detto che è vero, eppure qualcuno dice che non è vero niente. Si sta bene, si va bene, si mangia, si beve, i ristoranti sono stati strapieni, le piste da sci non ne parliamo. E quelli che non vediamo, come dico io, quelli che sono a casa, perché bisogna continuare a parlarne. Cosa devo fingere di non vedere? Io che martedì ho tenuto aperto il banco alimentare e non vi dico quante persone sono venute a prendere il pellet, a prendere la borsa della spesa, perché non avevano niente da mangiare. Eppure non si vuole vedere. Anzi, devo ringraziare anche il sindaco Marco Della Pietra che mi ha portato assieme agli ambassador Dupin, il panificio Visentin, lui e la moglie. Sono arrivati più di 130 panettoni, pensate, perché hanno sentito che ero senza panettoni, li avevo comprati, ma le feste sono tante. Penso che anche queste persone che non hanno la possibilità di far festa, di cercare di dare loro un sorriso, perché delle volte basta un panettone, sapete, non è che serva chissà cosa, di sentirsi nella comunità. Perciò io volevo questa mattina farvi tanti auguri e ringraziarvi per tutto quello che fate per questa grande famiglia. Qualcuno ha copiato anche questo slogan, perché la famiglia è importante, però non bisogna aiutarla a parole, bisogna aiutarla nei fatti, bisogna credere nella scienza, nella ricerca. La tecnologia ha fatto passi da gigante, eppure noi vediamo milioni e milioni di euro andare su cose che non interessano. Il popolo italiano non interessa, ma non viene chiesto se possono farlo, perché sono anche soldi nostri. Fanno perché danno a queste persone, questi soldi, la visibilità. Aiutare i poveri non dà visibilità. Quanti voti possono prendere dai poveri, dalle famiglie che non hanno niente? Eppure questi anziani li hanno fatti diventare grandi anche loro. Se siedono in certe poltrone è merito anche di queste persone che li hanno anche votati. Eppure si dimenticano. Ma c'è il mondo del volontariato che aiuta, queste associazioni si rimboccano le maniche senza chiedere niente, vanno e aiutano. Però parleremo della ricerca questa mattina con due ospiti graditissime, veramente grazie, Maëla Pavan
e Giada Pavan, eccole qua, guardate che belle queste donne che invece, specialmente Maela, nonostante questa gravità di situazione del figlio, questo adorato figlio che è a casa, Samuele. Sì, si sta guardando anche. Possiamo salutarlo? Certo. Ciao Samuele, un abbraccio grande da tutti noi, veramente grazie di esistere Samuele, perché sei un esempio anche per tanti altri ragazzini. Allora, comincio proprio da Maela. Maela, cosa vuoi dire dopo le parole, sermone della Mirella? Mirella era sempre in Cassandre, però io vado avanti, non me ne può fregare di meno di quelli che veramente criticano perché ho il coraggio di dire quello che vedo e quello che penso. Prego. Guarda, io penso che secondo me tante cose che tu hai detto, il fatto di non vedere, il fatto dei poveri, non è come dici tu, appunto, non porta visibilità. Il problema è che il popolo e la gente è fatta anche di questo. Non è detto che quel bambino che abbiamo visto all'inizio poi diventi un delinquente, anzi, il più delle volte magari sarà quello che aiuterà proprio il povero che avrà bisogno, perché nella sua vita purtroppo ha avuto l'esperienza di vedere cosa vuol dire essere povero e avere bisogno. Purtroppo, Mirella, le persone che ci governano sono le stesse che non hanno mai avuto di questi problemi e quindi non hanno gli occhi per vedere. Il fatto anche dell'esperienza che, a mio malgrado, ma a volte dico anche per fortuna, ho avuto con mio figlio, è di vedere prima le persone che stanno male. Spieghiamo anche cosa ha avuto tuo figlio. Permettemi anche di salutare, certo, Maela, il dottor Luigi Fagian, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Treviso. Grazie veramente, dottor Fagian, e complimenti per questa nomina molto importante anche per noi, perché è una persona nel pezzo e non è da poco avere il presidente dei medici, certo, ecco, di famiglia nel pezzo. E saluto anche il dottor Gorini, perché giustamente è giusto salutare anche il dottor Gorini che ho avuto ospite molte volte. Allora, grazie dottor Fagian. Allora terminiamo con Maela, poi andiamo dal dottor Fagian. Allora sì, a febbraio del 2022 mio figlio è stata diagnosticata la leucemia linfoblastica acuta, che in parole povere è la classica leucemia dei bambini. Siamo stati contornati da medici spettacolari. Cioè, mio figlio dice ancora: mamma, ma non ci ricoverano più a Padova, proprio perché lui è stato non bene di più, era proprio famiglia quel reparto lì, per quanto a parole possa sembrare brutto. E il fatto poi di venire a contatto con tanta sofferenza, tante persone che hanno appunto una realtà di un bambino, un ragazzo, un figlio malato a casa, ti permette poi di sviluppare una sensibilità particolare. Tu, quando qualcuno dice sto passando un brutto periodo, vedi già negli occhi che periodo sta passando, appunto perché lo vivi dentro di te, cioè l'hai provato nella tua pelle. E il fatto, appunto, come dicevi tu, di non vedere è dato dal fatto che o non vogliono o non sono in grado di vedere, perché le vere necessità sono queste. Anche che parlavi appunto della ricerca, eccetera. Vediamo l'importanza e l'effettiva necessità di investire lì piuttosto che in cose che non servono o magari che vengono utilizzate per solo un periodo di tempo limitato e poi vanno nel dimenticatoio, quando magari quei fondi là, se li destini a cose principali e necessarie, sì, poi in futuro porteranno solo cose belle. Dottor Fagian, come ci saluta e complimenti ancora, prego. Vi saluto ringraziandovi, augurando a tutti buon anno e contento di essere qua. Come si aprirà il 2025 per quanto riguarda la sanità, quello che la riguarda, dottor Fagian? Cosa vede in questo 2025 e cosa ci siamo lasciati alle spalle nel 2024 come medici di famiglia, sanità? Prego. Beh, ci siamo lasciati alle spalle un anno importante, abbiamo lavorato bene, sia come i medici di famiglia, logicamente io l'ho sempre detto, l'ho detto anche in questa trasmissione, sono una categoria di persone, chi lavora meglio, chi lavora peggio, ma questo è fisiologico come in tutte quante le categorie di lavoratori, che però nel silenzio portano avanti una grossa baracca, che è questa del sistema sanitario nazionale. Dal punto di vista ordinistico, assieme al vecchio presidente, attuale vicepresidente, dottor Guarini, abbiamo costituito insieme ai consiglieri questa commissione ospedale territorio e abbiamo cominciato a parlare con le associazioni. Abbiamo fatto un concerto anche del Monaco 2 settembre fa. E quello che faremo nel 2025 insieme al nuovo consiglio, che ringrazio pubblicamente perché senza di loro io non potrei fare niente, sarà quello di conglobare sempre di più
la richiesta di attenzione da parte dell'Associazione degli Ammalati, dei cittadini, in maniera da riuscire a lavorare bene in team e garantire sempre meglio quella che è la salute dei cittadini. Cioè non è più possibile, secondo me è anacronistico, secondo noi è anacronistico come consiglio, avere un paziente, un cittadino che viene seguito per la stessa problematica da più professionisti che ragionano a compartimenti stagni, cioè non parlano tra loro. Questo viene vissuto come un disagio da parte del cittadino e in base anche a una marea di studi scientifici non fa bene neanche alla cura e alla terapia. Io sono anche dell'idea che un ambiente umano non può essere un ambiente solamente quando c'è una patologia, nel senso, io sono molto felice che la pediatria di Padova sia un punto di eccellenza come tante altre localizzazioni che ci sono anche qua nel Veneto, ne abbiamo tante, cioè, noi abbiamo un'eccellenza territoriale. Sarebbe da sperare che questa eccellenza in termini di umanità nel rapporto tra medico-paziente si estendesse a tutti quanti i campi della sanità, anche nella pseudonormalità di tutti i giorni. Quindi devo trovare umanità quando vado al CUP, devo trovare umanità quando vado a fare una semplice visita specialistica, quando vado dal mio medico di famiglia, quando vado dal dentista. Insomma, noi lavoreremo per far sì che il medico torni a essere il medico a 360 gradi e sia al servizio del cittadino, soprattutto discutendo con lui e facendo capire che molto spesso i disservizi non sono imposti dal cattivo professionista, perché non esistono cattivi professionisti, ma sono imposti probabilmente da una politica, e io l'ho sempre detto, l'ho detto già altre volte anche in questa sede, una politica miope che non ha fatto nulla per investire sul sistema sanitario nazionale, perché il sistema sanitario nazionale è un buco nero per definizione e non dà un ritorno in termini di numero di voti. Questo era quello che dicevate voi un attimo fa. Probabilmente fa più voti un ponte sullo stretto di Messina, che non so cosa serva, piuttosto che una pista da bob sopra Cortina, piuttosto che un aeroporto da fare perché ci sono le Olimpiadi, perché questo fa ricchi a qualcuno, fa ricco qualcuno, ma non interessa alla popolazione che non ha certo bisogno di questi sperperi, a mio modo di vedere. Però questa è la politica che abbiamo. L'esempio classico è quello del numero dei medici. Da 20 anni che come ordini e come associazioni di categorie diciamo che ci sarebbe stato questo problema, non è interessato niente a nessuno e ci siamo trovati e anche adesso ci troviamo davanti a questa carenza di personale e di conseguenza disagio alla popolazione. Grazie veramente dottor Fagian anche per aver coraggio di essere nel pezzo, come ho detto io. D'altra parte i miei ospiti sono questi e io li ringrazio perché c'è un'altra realtà che qualcuno non vuole far vedere. Non a caso ci fanno i complimenti per questa trasmissione, perché sentono delle cose, vedono le cose che non sanno e non conoscono. Allora andiamo da Rinaldo a Venezia, poi andiamo da Giada Pavan. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto a Samuele, ciao Mirella. Sì, lo sta a ripetere, che avevo sentito ogni mattina te ripeti, vai. Dato che non sentivo che eri quello a parlare, vabbè. A Samuele che dico, Samuele, tieni duro, che ti dia fare, ti vedrà che ti sta bene, dammi pazienza, verrà anche al tuo turno, date una bella stenta che ti ha tutta la vita davanti e chissà chi ti segua e chi ti mette a posto, va bene? Dammi pazienza, ti ha una vita, ti ha una mamma giovane che può stare brio, ti sei sulla buona strada, forza e mi darà tutto il bene che deve suonare la terra. E dopo al dottor da dirgli, bravo perché ho sentito come parla. È il mio caso, guarda, amico un dottore che da 40 anni fa il GMA, 5-6 mesi da GMA. Va bene, mi ha detto cambia medico, io non voglio cambiarlo perché c'è tanti anni che sono qui, va bene, e mi dispiace
abbandonarlo adesso che ha bisogno che io. Però ho bisogno di medicine, ho bisogno di visite, non ho bisogno di sostituto, non mi tocca diventare matto. Ultimamente delle medicine mi tocca comprarmi perché mi toccava aspettare, ma perché mi mette un sostituto, mi mette uno, sto povero medico, ma di 50 anni che cura la gente, adesso che ha bisogno lui, e sarà in ospedale, delle volte chiamo, non mi risponde, ma perché io mandare in questa maniera? E poi tutta l'ingordigia, che gente siamo, cosa siamo? E dopo per cambiare robe, avremo da ricordarsi, e appena avremo gli altri in mano, dobbiamo votare, mandiamo via, Salvini fa schifo, c'è ora di cambiarlo, di mandarlo via. Attenzione che siete davanti alle telecamere con le parole, attenzione. Rinaldo, dai, dite senza offendere nessuno, anche perché non c'è il contraddittorio. Grazie Rinaldo, devo andare avanti perché vedi che ho tanti ospiti, penso che a me l'abbia fatto piacere la telefonata di Rinaldo, che ha salutato anche il nostro Samuele. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa Giada Pavan, ecco, di questa politica un po' miope che non riesce a vedere i bisogni veramente della realtà. Adesso abbiamo una donna al governo, sono Giorgia, sono una di voi, cosa vuoi dire Giada? Intanto buongiorno e buon anno a tutti quanti. Sì, è tutto molto miope e come giustamente ha detto anche il dottor Fagian, che in quello che ha detto stimo moltissimo anche verso la mia categoria. Io sono una parrucchiera, ma non sono la classica parrucchiera. Le persone hanno molto bisogno, anche e soprattutto a livello emotivo, e non siamo solo fatti di carne, ma siamo fatti anche di spirito e di anima. Ormai al giorno d'oggi si vede tantissimo che ci sono tante parole ma pochi fatti. E le persone vivono soprattutto con i fatti, perché se non si fa niente per queste persone, anche il supporto morale stesso, l'avvicinarsi, il parlare, il fargli capire che ok, ho capito, adesso ci penso io a questa cosa e vediamo di risolverla, metterebbe molto più tranquilli le persone, però come avete detto voi non danno voti queste cose. Secondo il mio punto di vista invece sarebbe anche il contrario. Nel momento in cui un governo, delle persone si avvicinano in maniera effettiva, affettiva e con i fatti verso la popolazione, avrebbero molti più voti. Perché io mi rendo conto che, forse dirò una cosa un po' troppo estrema, però la maggior parte di chi ci governa e la maggior parte di chi sistema tutte queste cose sarà ricca di soldi ma è povera di spirito, di anima. Abbiamo Maurizio, ciao Maurizio da Arre, penso. Ciao Mirella. Ciao. Buongiorno alle due bellissime signore che hai presenti nello studio. Allora, ne approfitto intanto per fare gli auguri di buon anno alle due signore, a te Mirella, a tutto lo staff di Rete Veneta e alla mia famiglia. Ecco. Allora, per iniziare l'anno io direi solo due cose, Mirella, sono solo da dire due cose. Allora, che la sanità funzioni, cioè che prenda in mano, come ha detto il signor prima che ha telefonato, che funzioni alla meglio, perché naturalmente che siano la sanità che sia dalla parte delle persone che hanno bisogno, perché giustamente abbiamo bisogno che funzioni, insomma, ecco. E poi anche la sicurezza, che ci sia un cambiamento per quanto riguarda la sicurezza, perché le persone, come ripeto sempre io, Mirella, devono andare a lavorare e tornare a casa sane, ok? Ecco, fin qua non ci scappa. Ok, allora adesso io vi saluto, vi ringrazio di avermi fatto parlare con te Mirella, un saluto di nuovo, buon anno a tutti ancora e chissà che sia un anno migliore. Grazie anche a Maurizio. Maella, quello che volevo chiedere anche a te, sta passando dei messaggi veramente devastanti, specialmente alla popolazione fragile, possono essere anche i nostri diversamente giovani, ma anche ragazzi, dove questi ragazzi, che sono pochi rispetto a quelli che sono bravi, che si comportano bene, io li faccio vedere, li invito, è un messaggio devastante di una città, anche la nostra, pericolosa, paura di uscire. Tu invece che sei in mezzo a tanti giovani, alla scuola, cos'è che vedi Maella? Cosa dice tuo figlio? Mio figlio in questo, cioè, ha 10 anni, quindi non è ancora diciamo in grado di capire la situazione, di dare dei giudizi
così sensati, diciamo così. Io vedo che c'è molta mancanza di interesse verso questi ragazzi da parte dei genitori. E io parlo da genitore principalmente, prima che da cittadina. Io vedo che io faccio molta fatica ad educare i miei figli, ma molta fatica. Io ho un ragazzo più grande di 13 anni ed è faticoso educare i figli. I figli si educano principalmente con il no. Però è faticoso dire no, perché tu il no lo devi spiegare. Quando tu dici a tuo figlio no, non puoi fare questo, lui ti chiede perché non posso e tu devi avere degli argomenti per cui giustifichi da una parte il tuo no e gli spieghi perché gli devi dire no. Però quando tu gli dici sì, ok, va bene, non ti dice perché mi dici sì. È molto facile educare con il sì. Però a volte, il più delle volte, i ragazzi, soprattutto adolescenti, quelli un po' più grandi, 15-17 anni, ma anche i bambini stessi delle elementari, hanno bisogno dei no, perché devono capire fino a dove si possono spingere. E vedo molto meno interesse da parte dei genitori a spiegare ai figli, a dare una guida ai figli, principalmente perché si comportano più da figli loro che i figli stessi. Io vedo molte situazioni in cui sono i figli da fare di genitori ai genitori e questo secondo me porta allo scatafascio. Perché cioè, io mi ricordo della nostra mamma, perché lei ovviamente mia sorella è stata ed è tuttora molto severa. Però io lo sono tuttora con i miei figli, ma quando andiamo in giro, per dire anche quando erano piccoli, bastava un'occhiata e si fermavano lì. Cioè io non ho mai avuto problemi con i miei figli, che ne so, andare a mangiare una pizza perché dovevo corrergli dietro per il ristorante. Dice no, qui c'è un posto, gli portavo dietro le sue cose, eccetera, però quando vado fuori io so che anche se vado fuori da soli, ovvio, sono ragazzi e non posso prevedere tutto, però almeno l'educazione ce l'hanno. Vedo molto poco interesse, molta poca voglia di ascoltare questi ragazzi che non vengono ascoltati da nessuno. Meno male che non sono solo io che lo dico, no, perché veramente io, siccome ci parlo con questi ragazzi, forse sono una delle poche che vedo a parlare con loro, tutti parlano, ma alla fine poi quando io chiedo a questi ragazzi non è che sia proprio così e non devo essere neanche fortunata ad avere quella scuola, quegli insegnanti, quel sindaco, no. Devo avere quello che mi aspetta di diritto. Quindi purtroppo adesso i genitori scaricano la responsabilità su coloro che vengono dopo. Beh, vai a scuola, beh, allora ci pensa la scuola. No, ci devi pensare tu a casa. Beh, allora vai allo sport, beh, allora ci penserà l'allenatore. No, ci devi pensare tu a casa. No. E allora si fa squadra e questo alberello che sta crescendo cresce dritto, perché sì. Da solo non ce la fa. E neanche solo con la famiglia, ha bisogno di più cose, ha bisogno della scuola, degli amici, dello sport, un po' tutto, allora la piantina cresce bella dritta. Però questa piantina è cresciuta dritta, io vorrei far vedere queste immagini al dottor Fagian, se è possibile che nel 2024, è successo l'altro giorno, proprio prima di Natale, dove è arrivata questa diversamente giovane, come la chiamo io, vedete le mani, era seduta su quella poltrona là, di 90 anni, dottor Fagian. Io stavo entrando in trasmissione, mi hanno detto che c'era questa persona, una persona che mi voleva vedere e questa donna di 90 anni ha preso la corriera, è venuta qua, come mi ha visto mi ha buttato le braccia al collo e mi ha detto aiutami. È arrivata anche con un panettone, dottor Fagian, ma non era un aiuto economico che lei voleva, era un ascolto che non riusciva ad avere dai figli, dalle istituzioni, da nessuno. E allora siccome lei guarda questa trasmissione, anzi la saluto, veramente un grande abbraccio, guarda che non mi faccio sentire perché non posso dare risposte che non ho. Io mi farò sentire quando avrò una risposta da darti, perché io non racconto le favole e neanche non faccio per fare visibilità. Ma dico il tormento di questa donna di 90 anni, guardate le mani, quanto ha lavorato questa donna. E perché non c'è l'ascolto da parte dell'istituzione? Come ha detto lei, dottor Fagian, e lei lo sa quanto io ci tenga, che avete bisogno di avere delle associazioni quando vedete queste creature, questi pazienti che hanno bisogno di aiuto, che magari c'è qualcosa che non va,
perché siete voi, cioè i preti non che c'è più, ormai si manca pochi preti, perciò c'è il medico di famiglia, se qualcuno ha fortuna ancora di averlo, ma sembra di sì, è il farmacista. Basta, tutto il resto. E poi c'è il sindaco, ma bisogna avere anche il sindaco che ascolta. Allora, è possibile vedere arrivare questa donna? Per fortuna quel giorno avevo un prete, fa fortuna, lassù qualcuno mi ama, che l'ha portata, l'ha accompagnata a casa. E quando lei si è fermata gli ha detto: devo prendere la bicicletta per andare a casa, che lui l'ha fermata alla corriera. Però dopo lui l'ha seguita per avere anche un riferimento, per capire. Ma le sembra normale, dottor Fagian, una cosa del genere, dove i sindaci di questi paesi, uno anche vicino a noi, che dicono: ma noi non abbiamo nessun problema, conosciamo tutti, aiutiamo tutti, anzi impegniamo di più. Sì, è vero anche, non dico mica che non sia vero, ma in questo caso non c'è. Non c'è, lei ha bussato a tutte le porte perché me l'ha detto, e guardi che era lucidissima, non era una persona che non si ricordava, lei ricorda tutto, sa benissimo tutto, era l'ascolto che lei voleva, perché secondo lei c'è qualcosa che non torna, ecco, che non è giusto. Cosa dice dottor Pavà? Ma a chi mi devo rivolgere, dottor Fagiani, scusi? Per far capire che queste persone che ci hanno fatto diventare grandi, belli, grossi, sono da ascoltare? Ma dov'è sto ascolto? Perché lei ha fatto nomi e cognomi, mi ha detto dove non c'è stato l'ascolto. Allora cosa devo fare? A chi mi devo rivolgere secondo lei? Ecco, perché avrà un medico di famiglia, avrà un qualcuno che può capire questa nonna di 90 anni che col freddo prende la corriera da sola, prima arriva in bicicletta col terrore di non riuscire ad arrivare a prendere la corriera e poi ritornava a casa, per fortuna che la Mirella sempre lassù qualcuno mi ama, perciò avevo il prete che a mattina l'ha accompagnata. Prego dottor Fagian, chi è che deve ascoltare queste persone? Quando uno bussa la porta deve essere aperta o sbaglio dalle istituzioni e ascoltare? Beh, sì, la risposta è banale, sì, certo. Però io penso sia tutto quanto un fenomeno collegato a quello che avete discusso fino adesso. Cioè, i centri di volontariato stanno in piedi quando ci sono i volontari. Di volontari io non ne vedo tanti in giro. Perché c'è un egoismo ormai dilagante a livello della società che va a braccetto con la tonnellata di diritti che la popolazione pensa di avere e non senza nessun dovere, e questo si riflette dove? Si riflette sui comportamenti dei ragazzi, perché i genitori per i ragazzi vogliono solo diritti, non doveri. Io mi ricordo che quando ero piccolo io e tornavo a casa da scuola, io ero colpevole fino a prova contraria con mia madre, cioè non si discuteva su questo, cioè se io avevo una nota ero colpevole, poi venivo giustificato da qualche altra cosa, ma ero colpevole. Adesso i ragazzi, i bambini, i ragazzi sono innocenti, sempre, a prescindere, quindi poi questo cosa succede? Che diventa il genitore che protesta in varie forme con il maestro, con il professore, i ragazzini che fanno di tutto per strada ma sono giustificati primi tra tutti dai genitori, eccetera, eccetera. Questo mega fenomeno di egoismo ha fatto sì che di fatto i volontari non ci siano. Questo è un dato. Seconda cosa, io sono sempre dell'idea, e ne abbiamo già discusso, che uno Stato civile non può stare in piedi solamente sui volontari, ma deve strutturare dei servizi che devono essere ad hoc, fatti con persone pagate, professionali, che vengono istruite, formate e pagate. Non si discute su questo. Una volta il medico di famiglia faceva questo lavoro, lo fa ancora il medico di famiglia, essendo medico della persona. Abbiamo visto prima, sentito la testimonianza del signor Rinaldo di Venezia che dice: io non voglio cambiare il mio medico perché mi ci trovo bene. Certo, dopo 40 anni che io parlo con un professionista che conosce tutto di me, mi ha curato tutto di me, compresa la parte diciamo psicologico-sociale, perché molto spesso noi facciamo questo, e allora non lo cambio, perché ormai si instaurano molto spesso, non con tutti, attenzione, ma con chi vuole farlo, si instaurano questi rapporti di socialità che molto spesso non serve una cura medica, non serve una diagnosi della terapia, ma basta una chiacchierata tra persone. Bene, questo si poteva fare tranquillamente fino a 10 anni fa, quando ogni medico aveva il suo numero di mutuati, di iscritti, e quindi aveva il tempo per fare questo per i suoi iscritti.
Ma adesso cosa succede? Che con la carenza di persone dal punto di vista dei professionisti e l'aumento della domanda di sanità da parte della popolazione, basta vedere un pronto soccorso qualsiasi in un giorno qualsiasi, uno studio di medicina generale qualsiasi in un giorno qualsiasi, apro parentesi, nel mio piccolo io e la mia segretaria trattiamo dai 7 agli 800 casi al mese, quindi e siamo solo io e lei. Io devo dare per forza la priorità alle cose che devono essere trattate prima. Cioè io sono lì per fare il medico, quindi tratto la salute, quindi ho dei casi che devono essere attenzionati prima del caso sociale. Il mio tempo residuale viene dato alla socialità, perché non è il mio compito è quello di curare le persone, logico, curo anche la testa delle persone, ma il mio compito non è la socialità, non è dire guarda, devi andare qui perché c'è l'associazione, oppure vieni qua che c'è quest'altra associazione. Io devo curare la persona, poi se capisco che c'è un problema sociale, devo comunque indirizzarlo verso un altro servizio, che non può essere, per i motivi di cui sopra, un servizio basato esclusivamente sui volontari, perché i volontari un giorno ci sono e un giorno non ci sono più. E con l'andamento della popolazione attuale, volontari ne vedrò sempre meno. Ci ho pensato proprio ieri, sto ragionamento, mentre guardavo il concerto della Fenice che c'è stato il Capodanno. Bello, però quanti giovani ragazzi adesso cominciano a fare conservatori con 10-12 anni di studio o si impegnano tutta la vita per fare prove, controprove, canti, controcanti? Io sono dell'idea che fra 10-15 anni la musica classica scomparirà, perché non c'è questa tendenza. Per cui io sono a disposizione, come in questo caso come ente ordine, per raccogliere le testimonianze di bisogno. Spero di riuscire a parlare con i sindaci per strutturare sempre più servizi in termini di accoglienza di queste persone anziane. Però se non c'è la forza umana dietro che supporta questi servizi, io la vedo molto dura. Molto chiaro, dottor Fagian. Adesso andiamo in pubblicità. E salutiamo ancora gli ospiti che abbiamo in presenza, Maella Pavan e Giada Pavan, due sorelle, per parlare di ricerca. Abbiamo anche il dottor Luigi Fagian collegato con noi, presidente Ordine dei Medici di Treviso. Allora, dottor Fagian mi ha dato proprio il là per dire questa cosa. Lei ha detto non vedo volontariato in giro, non vedo volontari in giro. Allora, noi abbiamo l'associazione Volontari Insieme a Treviso che raggruppa tantissime associazioni di volontariato, sono centinaia di associazioni di volontariato. Adesso c'è la scadenza naturale dei 3 anni della Presidente e del direttivo, perciò ci sarà un nuovo o lo stesso direttivo che verrà eletto. Su centinaia e centinaia di associazioni di volontariato regolarmente iscritte, vi leggo chi si è presentato per essere eletto. Angeli della Notte, Associazioni Genitori La Nostra Famiglia, ANFAS, Anteas Provinciale, Avis Provinciale, Ause Provinciale, Il Melograno, Anteas Volontari, Coordinamento Treviso Sud. Sono 10 realtà dell'associazione contro centinaia e centinaia di associazioni iscritte che non si sono presentate. Questo la dice lunga su quello che è il mondo del volontariato. Non ci conosciamo, molti di noi pensano di non essere coordinati nella maniera giusta e questo fa sì che poi non arriviamo alle fragilità. Già la burocrazia ci impedisce di arrivare, perché se i servizi sociali non ci danno il nome e cognome, capisce bene che noi non arriveremo mai dalla persona in difficoltà. Voi non sapete neppure, gliel'ho detto io, era presidente ancora il dottor Gorini, che dovreste avere un elenco di associazioni di volontariato, in maniera che nel momento che arriva un paziente che ha bisogno, che è da solo, di aiuto, visto che le abbiamo, dottor Gorini, dottor Fagian, le abbiamo associazioni che hanno 5-6 pulmini che possono portare a spasso quasi un esercito se si mettono assieme, però non si fa squadra.
non si fa squadra e naturalmente si continua con quello che non ha seminato, a detta di qualcuno che io invito, molto bene. Capisce che non andiamo da nessuna parte, perché saranno eletti i soliti noti, perché andremo avanti col solito sistema e lei continuerà a dire non vedo volontari in giro, perché ci sono ma non li vede, perché non li conosce, non sa che ci sono, perché non c'è qualcuno che faccia questo. Prego, dottor Fagian. Ma era quello che dicevo all'inizio di questo intervento stamattina, cioè se noi non ci mettiamo nell'idea di fare squadra, e per fare squadra intendo non solamente medici con medici, ma medici con associazioni, medici con comuni, medici con altre strutture che servono alle persone, psicologi, ma perché no? CAF, lo stesso CAF, perché lo CAF ad esempio è un punto importante per quanto riguarda la parte dell'economia e la socialità. Lavoreremo compartimenti stagni ma non andiamo da nessuna parte, cioè, io non vedo sviluppi. Mi piacerebbe sapere l'età media, perché non c'è, dei volontari. Alta. È questo che volevo dire, cioè non c'è ricambio. Non c'è ricambio perché le nuove leve non ci sono, perché non è attraente, non c'è attrattività, perché non è una cosa strutturata. Non è un lavoro che mi dà da mangiare, per cui io investo la mia vita, mi formo, perché secondo me il volontario deve essere formato, sia dal punto di vista psicologico, della socialità, deve capire la persona che ha davanti, quindi non deve essere uno che va solamente perché è spinto dall'amore verso il prossimo, che già sarebbe già qualcosa. Però secondo me deve essere strutturato, formato e remunerato, e allora diventa attrattivo. E allora non si parla più di volontariato, si comincia a parlare di associazioni che lavorano per il bene della società, in accordo con la parte sanitaria, in accordo con la parte sociale dei comuni, con la parte economica e con anche un po', comunque rimarrà un mondo di volontariato che rimarrà un mondo basato esclusivamente sulla volontarietà. Cioè, se io penso che la maggior parte delle ambulanze del 118 è gestita da persone volontarie, io mi domando, ma se un giorno queste persone volontarie non vogliono più fare i volontari, cosa succede? Facciamoci questa domanda. Se i volontari un giorno decidessero di dire basta, non ne possiamo più, cosa succede? Crolla tutto quanto il palco, mi vuole di vedere. Per cui dobbiamo cominciare a ragionare come un team. Era quello che dicevo prima. Il team prevede che ogni persona, per quella che è la sua competenza, dialoghi con gli altri. Allora io ho come medico tutto quanto l'elenco delle varie associazioni nei vari territori, che logicamente a me interesseranno quelle del mio territorio, perché mi rimando al discorso della signora di 90 anni che è venuta lì da lei. Se abita in un posto tipo Treviso non posso dare un centro di volontariato di Oderzo, perché non ha senso, dovrò dare quello che sta intorno a casa sua, perché una persona di 90 anni non può muoversi e fare chilometri per trovare un volontario, a meno che il volontario non gli vada a casa. Però perché non parliamo anche con i preti, ad esempio, col clero? Cominciamo a parlare con il vescovo e diciamo: caro vescovo, apri tutti quanti i seminari, apri i patronati, apri i punti di raccolta, comincia a dare un po' di socialità alle persone anziane, che invece adesso le persone anziane, almeno dove lavoro io, che è lì a San Biagio di Callalta, dove si trovano? Si trovano al centro anziani che c'è lì in piazza Tobagi, ma perché è gestito dall'Anteas, che è una di quelle associazioni che lei ha detto prima, che io ringrazio pubblicamente perché fa un grosso lavoro specialmente con gli anziani. Si trovano 2 o 3 volte con altre piccole associazioni, ma per il resto li trovo ai bar dei cinesi, perché il bar dei cinesi H12 365 l'anno è aperto, per cui non possiamo dare tutta la socialità in mano a un bar dei cinesi, dobbiamo sviluppare un sistema che sia attrattivo sia per gli operatori che per la popolazione, e allora là cominceremo probabilmente a sentire meno storie di abbandono, meno storie di distanza, riusciremo a sgonfiare di domanda impropria i centri che in realtà sono centri che devono essere vivi per fare altro, parlo della sanità,
parlo della parte politico-economica, eccetera, eccetera. Per cui se non facciamo, nel 2025 diamoci questo buon proposito, cominciamo a lavorare verso questo gold standard, lo chiamiamo così. Molto chiaro e la ringrazio, dottor Fagian. Il problema è che noi ne parliamo ma non si muove una paglia, questa è la realtà, il sistema rimane quello. Ecco, le associazioni che parteciperanno ai tavoli sono sempre quelli, qualcuno dirà ma potevano presentarsi e se si presentano possono votare ed eleggere. Sì, ma se queste associazioni che io invito non si sentono coordinate e rappresentate, chi se ne frega, che se la facciano e se la godono e andiamo avanti così. Perché appunto secondo loro non sono ascoltate nella maniera giusta, non sono coordinate nella maniera giusta. Si cambia il direttore d'orchestra qualche volta, non sempre, ma l'orchestra rimane sempre quella e perciò lei si ritroverà ad avere i soliti noti, io mi ritroverò a ridire le stesse cose nel 2025 e queste due meravigliose donne continueranno a rimboccarsi le maniche per aiutare e per far capire l'importanza della ricerca. Maella. L'importanza della socialità che diceva prima anche il dottore, io lavoro in salone da lei e noi vediamo, a parte il fatto di essere appunto un salone in cui regna la calma e la quiete, non i classici saloni caotici, e abbiamo messo, lei in quanto titolare ha messo al primo posto la socialità, cioè proprio quando le persone, le donne principalmente, vengono da noi, io vedo il cambio di faccia da quando arrivano, che hanno tutti gli impegni, tutti i pensieri sulle spalle, a quando vanno via. E mi accorgo lavorando lì dell'importanza dell'ascolto. Loro, tantissime persone dicono, Madonna, quando vengo qua io sono, cioè solo il fatto di entrare dalla porta lascio tutto fuori. Perché qua mi ascoltate, anche se non parlo di cosa mi serve, che ne so, come fare i capelli, di che colore farli, eccetera, ma mi ascoltate, cosa che fuori non c'è. Infatti è appunto una prerogativa su cui si basa il salone suo, dove lavoro appunto. Eppure queste associazioni di ascolto ci sono. Ci sono, però non riusciamo ad arrivare alle persone. L'addetto ai lavori conosce, magari c'è qualche passaparola, però alla fine siamo anche in tanti e i numeri non tornano. È comunque anche difficoltoso, cioè io mi metto anche nei panni di chi opera, non per salvarli, ma se tu decidi di fare del volontariato, se tu decidi di avere delle associazioni, di fare un qualcosa per gli altri, ti comporta fatica, certamente, sia per quello che tu assorbi da questa persona, dal disagio che assorbi da questa persona, ma anche da quello che tu puoi fare. Non puoi essere solo lì, io sono qua, se hanno bisogno vengono da me. No, devi anche tu andare verso di loro. Sì, però vedi, se questo ruolo dovrebbero farlo i servizi sociali. Certo. I servizi sociali hanno nome e cognome di tutte le fragilità. Il problema è che loro ti mettono davanti la legge è la privacy. Perciò io non posso dare a te sconosciuto, ma nome e cognome, ma io sono un'associazione di volontariato, tu dovresti essere obbligato a darmi il nome e cognome se sai che quella persona ha bisogno. Io sono dell'idea anche che soprattutto in questi casi e anche in tanti altri il fattore privacy è proprio una cavolata, perché su una parte di socialità così, su una parte di volontariato dove bisogna aiutare delle persone, tu del nome e cognome non te ne fai niente. Dov'è la privacy? Non abbiamo privacy da nessuna parte, si parla sempre di privacy, ma poi hai il call center o chiunque che ti chiama. E allora non si può avere la privacy in quegli aspetti dove non c'entra niente, e invece nella socialità, nell'aiutare qualcuno, e allora mettono le mani avanti, no, c'è la privacy, no. Questo è un fattore di comodo allora. Però i burocrati ti dicono questa è la legge, sì, e perciò noi, essendo tu sconosciuto... Perché non si vogliono assumere le responsabilità Cosa di fare dice, dottor Fagian? cose. Bisognerebbe anche cambiare questo registro. Forse anche voi, anche lei in particolare, adesso è presidente, ecco, faremo parte anche, io inviterò anche i rappresentanti dell'ANCI, su questi sindaci, perché parte tutto da là, i servizi sociali sono gestiti da loro, questi servizi sociali non funzionano, è inutile che me la vengano a raccontare, perché io non devo essere fortunata ad avere quel sindaco, quell'assessore o quel sociale, io devo avere quello che mi aspetto di diritto e conoscere chi può aiutarmi. Cosa dice, dottor Fagian? Riusciremo a fare un passo in avanti grazie anche al suo contributo? Spero proprio bene, altrimenti cosa stiamo qua a fare?
Grande. No, io dico una roba rapidissimo, mi raggancio al discorso che ho sentito un attimo fa. Non capisco perché ci sia tutta questa fretta nelle persone, cioè tutto urgente, tutto fretta, tutto urgente, tutto subito. Non si capisce da come si va in macchina che tutti tendono a passarti davanti, non si capisce al supermercato che tutti ti passano davanti, non si capisce in qualsiasi punto dove si vada, c'è fretta, c'è urgenza, c'è fretta. E poi stanno ore davanti a un telefono a fare niente. Io diciamo che come ordine, insieme a tutti i colleghi del direttivo, lavoreremo per questo. Ascolteremo sempre di più le associazioni che pubblicamente invito a contattarci per discutere. La settimana prossima sarò con i sindacati degli anziani, dei medici, per cui discuteremo anche su questo e sulla socialità anche di questo. Per cui insomma abbiamo 4 anni davanti, ma spero di fare qualcosa molto prima. Grazie veramente, grazie al dottor Luigi Fagian, Presidente Ordine dei Medici di Treviso. Grazie dottor Fagian e buon lavoro. Grazie. Veramente, se ha bisogno sa che io ci sono. Maella, come ci saluti e cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire alla politica proprio in fatto di ricerca? Perché noi abbiamo imparato quanto importante è la ricerca. Sì. Tu poi in particolare? Sì, in particolare sì, ho visto tante realtà che anche grazie, come diceva anche il dottor Fagian, come dicevi tu, grazie ai volontari vanno avanti. Io mi auguro, ecco, che per questo nuovo anno si impari ad investire su quello che è effettivamente necessario, su quello che è effettivamente importante sia a livello di comunità, di socialità, di sanità, perché vedo sempre più tagli e invece non si capisce che la sanità è il bene primario per diventare diversamente giovani, come dici tu. Ecco sì, mi auguro appunto che vengano fatti più tagli al superfluo e che si investa di più nel necessario. Sentiamo anche Giada Pavan, come ci saluti? Allora, intanto vi ringrazio di questa opportunità. Io, essendo la zia di Samuele, ho anche vissuto anch'io quello che è stato, ovviamente in maniera inferiore. Augurerei intanto, neanche un augurio, ma che vorrei tantissimo che queste persone che ci governano, che decidono dove mettere i soldi, se nel superfluo o nell'essenziale, facciano anche un giro tra gli ospedali o nei centri di ricerca, perché fanno solo dei giri così un po' superflui, perché alla fine devono far quadrare i conti, ma che vadano dentro dove ci sono i bambini che stanno male, dove un sorriso è gratis anche dal bambino che sta molto peggio di loro. Quello ti riempie il cuore, però quel bambino là può star bene solo se ha i fondi, se vengono dati i fondi per la ricerca e per fare qualcosa per farlo guarire, che sia un bambino, che sia un ragazzino, che sia una persona adulta o che sia un anziano. Riempie molto di più un sorriso che tanti soldi in tasca. Senti, una domanda invece, come artigiana, ecco, sì. Come artigiana, come lavoro, cosa vuoi dire? Cosa chiederesti alla politica? Perché hanno colpito proprio il mondo dell'artigianato, molti hanno lasciato, non ce l'hanno fatta, del cuore pulsante. Io dico sempre che il paese è tenuto in piedi dall'operaio, dall'artigiano, dalle piccole e medie imprese. Cosa vuoi dire, Gianna? Diciamo che cose da dire ce ne sarebbero un'infinità. Io vedo soprattutto negli ultimi anni che siamo tassati follemente, ma questi soldi non si capisce dove vadano, perché non abbiamo nessun servizio, non abbiamo nessuna tutela. Appunto si diceva, hanno un sacco di soldi ma nella sanità non la investono, perché se hai bisogno di qualcosa devi pagartela. Quindi noi siamo costantemente sotto pressione, per quello in tantissimi mollano, e lo capisco, è molto difficile al giorno d'oggi far quadrare tutto e portare avanti anche solo una missione che tu ti sei prefissato, non solo il tuo lavoro, però stanno facendo di tutto perché tu non lo faccia. Continuano a chiedere, però appunto noi paghiamo anche le tasse senza nessun problema, ma vogliamo anche qualche servizio, vogliamo avere anche un qualcosa di ritorno. Claudio da Marano Vicentino, poi salutiamo gli ospiti. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buon anno a tutti quanti. Grazie. Io volevo solamente far notare una cosa. Una volta il comune sostituiva anche, diciamo così, le azioni di volontariato che ci sono adesso, però utilizzava soldi pubblici. Bisogna stare attenti che questo volontariato non diventi l'anticamera
della soluzione di certi servizi che poteva dare lo Stato. Cioè è un modo per lo Stato di svincolarsi dalle società, quella che specialmente veniva data dai comuni. Ricordo che nel 2011 il governo Berlusconi aumentò l'IMU e tolse i trasferimenti ai comuni e lasciò i comuni solo con gli oneri di costruzione, gli oneri di quello che si costruisce. Questo bisogna stare attenti, che non state diventando involontariamente l'anticamera per dissolvere quello che è la socialità. Buona giornata signori, buon anno a tutti. E hai ragione perché hanno fatto un minestrone, hanno messo dentro tutti comunque, non si sa più chi fa cosa, tutti fanno tutto, tutti fanno volontariato, come dice poi giustamente anche il nostro Claudio, c'è un volontariato che prende soldi, perciò non è un volontariato, è un'altra cosa. Poi ci sono le cooperative che sono un'altra cosa, però hanno fatto un bel caglierone, noi continuiamo a cambiare i nomi ma rimaniamo sempre là, fermi, perché vogliono numeri, a loro interessano i numeri. Tu puoi essere il più bravo, quello che vuoi, ma se hai un'associazione anche a livello regionale, voi lo sapete perché l'ho detto, se non arrivi al numero 10 non puoi far parte del tavolo, magari quello che ha 7 persone è più competente di quello che ne ha 10, però loro vogliono il 10 e non c'è verso di cambiare. Adesso arriveranno una montagna di soldi con col nuovo sociale che arriverà, questi APS che arriveranno, vedremo chi gestirà, però avete capito, perché avete sentito anche questo elenco dei nomi molto importanti, associazioni molto importanti, perché arriveranno una montagna di soldi, non si sa come saranno gestiti e chi li gestirà. Grazie ai miei graditissimi ospiti, pubblicità. Presento altri due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza un sindaco, Nicola Fantuzzi, Fratelli d'Italia, sindaco di San Polo di Piave, soprattutto sindaco di San Polo di Piave. Buongiorno a tutti e buon anno. Sindaco, grazie. Saluto anche da Chianciano Terme il dottor Marco Guidarini, presidente Associazioni Motociclisti Incolumi. Grazie anche a lei, dottor Guidarini, di essere qui con noi. Sentiremo che fiuto ha il dottor Guidarini per il 2025, visto i numeri di incidenti sia in macchina che in motocicletta che abbiamo sentito in questo anno terribile, morti sul lavoro, non ne parliamo, ecco perché poi arrivano anche dal dottor Guidarini, perché c'è qualcosa che non funziona. Io sono convinta che c'è una superficialità anche nel lavoro, anche gli stessi addetti ai lavori a volte. Io, sindaco, l'ho detto anche davanti alle telecamere, più di qualche volta mi sono fermata su questi cantieri edili perché vedevo gli operai senza casco, senza niente, ma non perché non ce l'avevano, perché non lo mettono e non c'è il controllo che ci dovrebbe essere, ma mancano i controllori. Sì, ma allora continuiamo a vedere la gente che muore. Allora, com'è la situazione, sindaco, dal suo punto di vista? Allora, diciamo che a livello generale purtroppo siamo comandati siamo schiavi di una cosa, che è il profitto. E in nome del profitto, in nome del cercare di guadagnare il più possibile, si tralasciano tante volte quelli che sono degli aspetti fondamentali. Uno su tutti, la sicurezza. Il sistema deve essere più pronto e deve lavorare sempre di più e meglio per cercare di premiare e privilegiare tutte quelle aziende, tutte quelle strutture che lavorano in maniera intelligente e che salvaguardano la salute sul posto di lavoro delle persone e trovare la maniera di eliminare sostanzialmente chi non lavora in maniera corretta. Ma questo, diciamo, si ripercuote, adesso hai citato i cantieri edili, ma ci sono tantissime situazioni dove il posto di lavoro è un disagio più che un'opportunità. E purtroppo, siccome nella vita bisogna lavorare per cercare di portare avanti le proprie famiglie, di portare avanti i propri interessi, le proprie cose, ecco, bisogna far sì che il lavoro diventi non bisogna essere schiavi del lavoro, ma il lavoro deve essere un'opportunità, e questo parte in primis dai datori di lavoro, quindi un sistema che deve lavorare per cercare di tutelare chi dedica il suo tempo al lavoro, agli altri e al profitto. Ma se come prima cosa nell'elenco delle cose importanti mettiamo il profitto, allora sì, è matematico che qualcosa poi non torna.
Qualcuno va da qualche parte, ma molti restano fermi con questo profitto che sono le fragilità. Dottor Guidarini, ecco, lei cosa dice invece? Cosa sente di dire e cosa spera nel 2025? Adesso c'è anche il nuovo codice della strada, vorrei sentire anche cosa ne pensa. Buongiorno a tutti e un saluto ai motociclisti in particolare, ma insomma a tutti gli italiani per uno splendido 2025. Allora, innanzitutto è giustissimo quello che dice il sindaco del profitto, però è un problema culturale che purtroppo noi abbiamo un retaggio che è diverso da quello degli anglosassoni. Noi pensiamo di fare prevenzione con le parole basta e mai più. Quando ci sono incidenti sul lavoro come sulle strade sento diciamo alla televisione che la gente dice basta e mai più, mi ci viene un po' più da ridere. Al pronto soccorso, se si facesse prevenzione con i basta e con i mai più, ancora si morirebbe di appendicite o di una infezione banale. La prevenzione si fa con un metodo scientifico che deve guardare in ugual misura sia al trasgressore sulla strada sia alle amministrazioni. Proprio riguardo al profitto, che giustamente, infatti ha espresso un concetto giustissimo il sindaco, voglio ricordare che per un articolo 208 del codice della strada del 2010 i comuni devono rendicontare le multe fatte con le autovelox, devono rendicontarle allo Stato e il 50% delle multe dovrebbe essere investito in sicurezza, in prevenzione più che in sicurezza, in prevenzione degli incidenti stradali. Ecco, di questi un terzo dei comuni italiani non lo fanno, non rendicontano e gli altri invece, e parecchi autovelox sono palesemente, questo detto anche dalla polizia stradale, che sono più per fare cassa che per fare prevenzione. Dottore, la fermo un secondo solo perché abbiamo Gianni da Rovigo, se no mi cade la linea, lei lo sa, poi continuiamo. Vai Gianni. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, io vorrei dire una cosa sull'incidente sul lavoro. No? Io ho fatto il carpentiere, ho 64 anni. E una volta, quando facevi il carpentiere 100 metri d'altezza, con le cinghie e tutto, ma prima di andare a 100 metri, andare a 20 metri, andare sopra in alto, ti dovevi stare vicino al capocantiere, ti insegnava, capito? Stai attento a quella tavola lì. Adesso invece prendono uno, vai su, dai, non c'è problema. Devo fare una specializzazione, cioè, ci si deve insegnare a questa gente che non ha mai visto l'impalcatura, che non ha mai visto una gru, come si aggancia una corda alla gru, altrimenti la gru dondola, hai capito? Ci sono tante qua, vai su, dai, non c'è problema, tanto quello che ha preso la parte lo ha preso a meno e così cosa c'è? Ma sì, tanto sono assicurati, così dicono e poi cadono. Hai capito? Certo, giustissimo. Grazie Gianni, grazie, molto chiaro. Prego, dottor Guidarini. È giusto quello che dice, infatti, addirittura noi in Italia avremo un background culturale enorme, anche le scuole di alpinismo potrebbero dare tante indicazioni a chi lavora sui cantieri, a chi ad esempio costruisce le impalcazioni. Purtroppo per motivi sempre di profitto, come diceva giustamente il sindaco, prendiamo anche tanta gente, diciamo che non è un discorso razzista, è un discorso di cultura. Io infatti non sono razzista, mai stato razzista, sono culturista, non in senso che vado in palestra a fare bodybuilding, ma le culture sono diverse. Noi abbiamo avuto per l'esperienza, abbiamo una cultura che dobbiamo trasmetterla sui cantieri. Chiaramente quando vengono persone che vengono magari da paesi dove non è mai stato investito in cultura della prevenzione, è chiaro, poi vengono assunti perché anche sottopagati spesso nei cantieri e quindi queste persone non usano il caschetto, non usano i cinture di sicurezza, come giustamente diceva il signore che è intervenuto. Ma noi avremmo, a livello di cultura ce l'abbiamo tanta, non la facciamo mettere in pratica. È un po' come il discorso del codice della strada, cioè bisogna acquisire la cultura che l'autovettura è un'arma potenzialmente. Lei pensi che il 55%, se non sbaglio, di incidenti sul lavoro sono incidenti in itinera, quindi sono incidenti in auto o in motorino o in scooter. E questo qui è una piaga sociale, perché lei pensi che un ragazzo, una persona in età lavorativa tipo di 30-40 anni che muore sulla strada ha un costo per lo Stato di circa 1 miliardo delle vecchie lire e uno che rimane sulla sedia a rotelle ancora di più, anche 1,5 miliardi. Questo è una cosa che va assolutamente debellata. Bisogna
a parte fare le grida manzoniane, cioè giustissimi sono i limiti, io sono pienamente d'accordo, io corro in moto, quindi io sono amante della velocità e quindi a tanti che dicono, cioè non è che sono uno che non va in moto, non va in macchina, può 70.000 km all'anno in macchina, ne può 30.000 in moto, parecchi in pista, perché giustamente la pista è l'ambiente adatto dove si può fare velocità, però sull'alcolemia sono rigido, quindi il limite di 0,5 grammi litro è giustissimo, però dovrebbe essere fatti più controlli, più polizia sulle strade, più perché, dottor Guidarini, non tasso zero come c'è in altri paesi d'Europa? Perché qua non si riesce a dire che chi guida non deve proprio bere? Cioè è un problema questo mettere tasso zero? No. Allora, non è un problema la 0,5 grammi litro, anche se uno piglia un Rocher ci arriva, però 0,5 grammi litro una persona che ha una buona educazione non altera tanto fino a 0,5 grammi litro, non altera, diciamo, non altera le capacità di guida obiettivamente. Bisogna anche essere un po' elastici, perché secondo me, soprattutto in Italia, essere troppo rigidi spesso sortisce l'effetto contrario. Non so se mi spiego. Quindi 0,5, però quelli 0,5 bisogna essere rigidi e soprattutto ci vogliono controlli. È inutile fare dei decreti e poi non c'è personale per fare i controlli. Però assolutamente c'è gente che guida con 2 grammi litro e è una cosa, cioè uno culturalmente lo dovrebbe sapere prima di tutto per se stesso, prima ancora che venga fermato dalla polizia. Ma le sembra, dottor Guidarini, che noi in Italia riusciamo a fare lo 0,5? Io sono convinta che se andiamo veramente con i controlli a vedere chi è alla guida, sia in macchina che in altre realtà, non solo in macchina ma anche nei camion, vediamo anche certe volte certi autisti, ecco, cosa hanno nel sangue. Capisce, dottor Guidarini, che non andremo da nessuna parte, perché siamo così culturalmente, dottor Guidarini, non c'è niente da fare, siamo così. Abbiamo Andrea Dan, poi continuiamo. Ciao Andrea. Buongiorno a voi, buongiorno agli ospiti, anzi buon anno. Grazie. Io volevo così anche cogliere velocemente un parere dal dottor Guidarini, che già anche ci siamo conosciuti ancora anche anni fa, per cui abbiamo lo stesso principio. Io sono sempre più convinto che più che attendere la cultura, le abitudini delle persone sulla prevenzione, bisogna in un qualche modo reprimere, certo con controlli, ma fare anche delle leggi obbligatorie. Ecco che per poter salvare dei motociclisti bisogna assolutamente avere l'obbligo dell'uso degli airbag. Ci sono già dei giubbotti, ci sono già dei gilet, questo. Per cui noi ora come ora siamo partiti con la raccolta firme per quanto riguarda da portare, diciamo, una mozione all'aula europarlamentare direttamente a Strasburgo. Stiamo muovendoci con delle mozioni. A giorni, a settimane, il Comune di Treviso dovrebbe approvare, tanto per dire, una mozione in Consiglio Comunale e spero poi che possa essere anche portata nella città di Orléans in Francia, alla città gemellata con Treviso, con una seconda mozione di comunali. Io chiedo al dottor Guidarini cosa ne pensa lui dell'obbligatorietà degli airbag per le 2 moto, e lei per le moto ci dà una mano su questa iniziativa? Grazie a voi. Grazie allora Andrea Dan, io ringrazio anche la Presidente nazionale familiari vittime della strada, Giuseppa Cassaniti, che in prima persona raccoglierà queste firme. Andremo a Milano, abbiamo avuto appunto la possibilità anche di andare in piazza a Milano, ospitati, poi andremo anche a Roma, nelle città grandi, per raccogliere queste firme, per portarle in Europa con Andrea Dan, anche che affiancherà naturalmente Giuseppina Cassaniti, che è la persona proposta a livello nazionale, che è la Presidente nazionale familiari vittime della strada. Prego, dottor Guidarini. Allora, io con il signor Dan, anche con la Cassaniti ci conosciamo da tanti anni, abbiamo sempre esposto delle priorità, che è quella contro i guardrail. I guardrail sono delle autentiche ghigliottine sulle strade e facciamo da 20 anni questa battaglia insieme a altre associazioni, coordinamento motociclisti, Graziella Viviano e altri. Ci sono tanti motoclub del nord Italia, perché purtroppo negli ultimi periodi ci sono stati degli incidenti mortali di motociclisti finiti contro i guardrail, anche a velocità non elevate. Allora, il fatto dell'airbag, guarda, io lo uso in pista, io faccio un campionato italiano velocità classiche e uso l'airbag,
tra l'altro è obbligatorio, sono un airbag di quelli pratici che con un costo accettabile sono d'accordo. Sono poco d'accordo sull'obbligatorietà, perché io sarei più per consigliare, perché secondo me uno Stato fa bella figura quando vivamente consiglia. Comunque se mette obbligatorio l'airbag, ma non quello proposto da voi, non avete mai ascoltato. Io sono un medico, sono un pilota e sono un medico di pronto soccorso da 40 anni, non mi hanno mai ascoltato, perché l'airbag che propongono loro, che è un involucro come l'omino della Michelin, è una cosa improponibile, anche perché viene a costare 3.000-4.000 euro, e chi lo mette? Cioè nessuno. Allora, mentre un gilet airbag sono d'accordo, potrebbe essere messo obbligatorio come il casco, sono pienamente d'accordo, quello l'appoggio, ma perché non ci appoggiate voi, non ci appoggiate la battaglia contro i guardrail? Noi domenica 26 gennaio al Verona Bike Expo, che gentilmente da 20 anni ci ospita, e veramente il direttivo del Verona Bike Expo sono veramente esperti di motociclismo, appassionati di motociclismo, e ci ospitano da tanti anni perché diciamo delle cose per i motociclisti, ma anche per salvare le vite, anche per chi va al lavoro con lo scooter. Ci appoggiano, e invece voi non ci appoggiate. Il guardrail e i paletti all'esterno delle curve, come lampioni messi all'esterno delle curve, che trascurando ogni principio di ergonomia, negli autodromi sono raddoppiate le velocità negli ultimi 20 anni e sono diminuiti tantissimo i morti perché hanno levato gli ostacoli fissi. Dottore, fermo un secondo perché abbiamo Luca da Padova, se no cade la linea. Vai Luca. Buongiorno, buona giornata a tutti e anche agli ascoltatori. Io volevo intervenire sul fronte prima dell'alcol. Vi faccio solo un esempio. Mio figlio, completamente astemio all'età di 16 anni, dopo una serata in pizzeria è stato fermato, gli hanno fatto il palloncino perché erano tutti ragazzini in moto e hanno trovato 0,2. Mio figlio torna a casa, vabbè, chiaramente non c'era nessun problema, no? E torna a casa e dice: papà, ma come caspita, io ho bevuto Coca-Cola, no, sai che io non bevo bene. Sapete che cos'era? Alla fine della pizzata il gestore, per così insieme al conto gli ha regalato, gli ha offerto il Moncherie 0,2. Un Moncherie appena mangiato fa 0,2. Vogliamo lo zero, l'assoluto, secondo me è molto molto troppo pericoloso. Il 0,5 concordo con il dottore qua in trasmissione, è accettabile, uno non ha dei problemi nella guida né eccetera. Punto. Aggiungo ancora una cosa, visto che parlate di moto, io dal 1980 ho sempre indossato il paraschiena, il primo paraschiena che è stato costruito e messo in commercio da una nota azienda veneta. Ecco, io l'ho sempre indossato e continuo a indossarlo. Obbligare qualcuno non va bene, consigliato è la cosa migliore. E quindi mi associo al dottore che è quello che annuisce, e quindi ecco. Grazie Luca, molte grazie, una testimonianza importante. Vede dottor Guidarini, tra i motociclisti sì, però vede dottor Guidarini, il problema è che se i ragazzi che abbiamo visto morire in questi giorni, in questi mesi, avessero avuto l'airbag, io non parlo di quell'airbag, noi diciamo l'airbag in generale, poi si deciderà quale, non è quello che noi promuoviamo, è l'airbag che promuoviamo, forse non sarebbero morti, forse, però forse c'è. Allora lei dice io ce l'ho, lei ha la possibilità di prenderlo, lei decide se metterlo o non metterlo, ma siccome questi ragazzi non sono in grado di decidere, perché tanto non lo mettono, vediamo anche col casco, i caschi slacciati, poi i caschi dovrebbero essere di un colore che si vede, ma per il business si vendono di tutti i colori. Vede, finché lasceremo agli italiani decidere se metterlo o no, consigliarlo, non andiamo da nessuna parte, perché i consigli in questo paese non vengono presi in considerazione. Questa è la verità, inutile che ce la giriamo e che ce la raccontiamo, dottor Guidarini. Lei è una persona per bene, è un medico, sa di cosa va incontro, quando corre in pista,
però se anche lei trova il deficiente di turno che si può trovare, per lei è finita, con tutta la sua buona volontà, perché magari quello che la investe non ha le misure di sicurezza che lei ha. Questo è il problema grande. Il problema è che non si può consigliare perché non vengono sentiti i consigli. Noi lo diciamo da anni, da mesi, che bisogna rispettare la segnaletica, i limiti di velocità. Non parliamo i sindaci che sono stati in prima linea con questi autovelox, prima li mettono, poi non sono omologati. Non parlare i monopattini, prima li mettono, poi no, bisogna rivedere perché sono pericolosi. Sì, sentiamo anche il sindaco che è in prima persona, poi sentiamo ancora il dottor Guidarini. Prego, sindaco. Sicuramente ci sono vari temi sul tavolo e io mi sento di dire che il principale è quello di fare una buona e intensa formazione. Prendo per esempio anche le formazioni che vengono fatte nelle aziende, no? Ogni dipendente che viene assunto deve essere formato e bisogna rispettare delle ore di formazione. Oggi, per agevolare il lavoratore, per agevolare i tempi, perché un altro dei temi, oltre al profitto, è anche il tempo, che viene messo in discussione e fa mettere in discussione purtroppo le scelte che le persone fanno, perché siamo sempre di corsa e quindi un mondo frenetico che ci porta e ci induce all'errore. Ma la formazione viene fatta adesso attraverso i webinar, no? Quindi queste belle situazioni dove spieghi cosa sono, perché se no a casa qualcuno... Difatti, ti metti davanti al computer e il computer parla, ti spiega, ti fa la lezione. Ma tu, mentre ascolti il computer, guardi il cellulare, se arriva qualcun altro lo ascolti, parli insieme. Queste 4 ore però vanno avanti. Nella carta tu hai svolto il tuo compito. Efficace? Probabilmente no. Allora bisogna ritornare, secondo me, al tema dove la formazione è importante, è basilare e bisogna farla in maniera incisiva a tutti i livelli e in primis direi anche sulla strada. Io purtroppo nel mio comune ho avuto incidenti mortali, di cui anche uno a settembre che ha coinvolto 2 motociclisti. Com'è successo? La dinamica? La dinamica è in un rettilineo, all'uscita di una curva, la moto praticamente è in chiusura di un sorpasso, in accelerazione, la macchina che veniva dalla parte opposta svolta a sinistra e non si accorge della moto che sopraggiunge e qui c'è l'impatto e lo schianto. Quindi, ecco, diciamo, proprio prendendo anche ad esempio questo, avevamo la fortuna di avere anche una telecamera che riprendeva proprio quell'incrocio e quindi la dinamica è abbastanza chiara. L'elemento, diciamo... Mi scusi Sindaco, i motociclisti sono finiti contro un airbag, contro il guardrail, contro un palo? La macchina che svoltava praticamente ha preso la moto praticamente frontalmente. Erano in due in moto, il conducente è rimasto praticamente schiacciato tra la persona che era seduta dietro e la macchina. La persona che era seduta dietro è stata catapultata a 30 metri di distanza, quindi ha fatto un giro della morte e è caduta a 30 metri di distanza. Nel nord sono successi un attimo solo perché abbiamo Federica da Busca, salutiamo anche Belluno. Vai Federica. Salve signora, buongiorno. Buongiorno. Buondì. La Varve ha sempre caro seguirla, le che con gli orari se si vede poco. Allora stamattina signora ho acceso da poco la televisione e mi pare di aver capito che parlepi che sia delle moto. Allora volevo però dire questo. Allora, per quanto riguarda le moto, mi signora mi fa paura. La guarda signora, il corre mi fa proprio paura perché mi sta vicino a strada e vede cosa che ne. Dopo il destino è destino, però volevo sicuramente quindi serve anche per le moto un qualcosa perché puareti, ecco, se non capì, no? Allora però mi signora volevo dire questo riguardo alla misurazione del tasso alcolemico. Allora le 0,50, appena sentisco il papà che il figlio astemica
fine serata al Moncheril era già a 0,20. Allora, signora, che dica la verità, non beve, però un gatto è vin bon e la birra, dica la verità, non mi muoio neanche alla sera, però sarebbe un attimo anche per me se mi ferma, signora, che capite, ripete, perché basta, poi dopo col vedere anche il tuo fisico come che lei, come che non lei. Però ho sentito che se anche signora la do un antinfiammatorio, oppure una cura di certe medicine, oppure per dire anche certe forme, sala che magari menopausa, oppure anche si giovani savon cuore, che gli è bravi anche, gli è bravi i giovani, e ne tanti dei bravi, tanti. E todo magari ha di quei periodi anche a signora una cura antidepressiva. E la che misura, anche se non beve signora, cioè poi entro tutti, te misura e te ferma e te sei già fuori. Allora, o te gira dicendo che da una... Ma che, signora Rivarghi, bisogna che sia il medico che attesta che ti te usa antinfiammatori di un certo tipo, oppure che ti te fa una cura per la depressione, perché sennò le fora. Federica, grazie, devo chiudere, signora. se no non ce la faccio, sei stata molto chiara, mi fa piacere averti sentito, salutiamo anche Belluno questa mattina, più chiara di così non poteva essere. Sentiamo, abbiamo un medico, dottor Guidarini, a lei la parola. Certo, è impossibile controllare tutto, giustamente gli antidepressivi, ma anche ad esempio gli antistaminici danno una certa sonnolenza, soprattutto quelli di prima generazione, quindi è impossibile controllare tutto, non si può neanche essere eccessivamente fiscali. Per questo dico ad esempio anche sull'alcol, appunto, se ti danno un Moncheril 0,3 grammi litro, una persona che ha una buona cultura non altera la capacità di guida, quindi per questo 0,5 secondo me mi sembra un limite più intelligente, più di buon senso, soprattutto in Italia. Poi certo in Inghilterra ad esempio hanno un'altra cultura, anche con 0 ti fermo, però secondo me essere troppo rigidi in Italia sortisce l'effetto contrario. Bisogna far capire alla gente, motociclisti, automobilisti e camionisti, che la cultura deve partire prima di tutto dalla propria testa. Cioè te ad esempio... Sì, ma se io non ho la testa, scusi dottor Guidarini, noi continuiamo a dire, io capisco che ci sono persone che capiscono, che si comportano bene, che fanno prevenzione, ma se io trovo quello che non capisce, dottor Guidarini, perché non è che devo trovarne 1000, basta che ne trovi uno nella mia vita, non è che devo trovarne 10. E qua in Italia l'uno lo troveremo sempre, dottor Guidarini, perché basta uscire la mattina e vedere cosa vediamo. Non vorrà mica dirmi che queste persone non sanno o non vogliono mettere in pratica, non gliene frega niente. Però il problema è che poi ci rimette la persona che non c'entra niente e non ritorna più in vita o in sedia a rotelle. E soprattutto lei ha detto una cosa importante, nessuno parla dei costi che hanno queste persone nel momento che vengono ferite. Prego. Anche di medico. Il discorso è molto semplice, le persone che sono così anche con 0 grammi litro provocano incidenti, perché gli idioti non hanno bisogno di alcol per comportarsi da idioti, quindi lei così va ad allontanare le istituzioni dai cittadini. È questo che non si capisce in Italia. Quando si vuole essere troppo rigidi, le grida manzoniane dai promessi sposi, non so se vi ricordate, quando il Manzoni diceva che aumentavano le sanzioni, rigidissimi, no, quando sei troppo rigido, la pena di morte non sortisce un effetto... Ma non c'entra qua la pena di morte, dottor. Poi mettiamo visto che la tecnologia ha fatto passi da gigante, indipendentemente da Hilberger, può essere, e come ha detto lei, guarda lei, noi abbiamo la possibilità di mettere degli strumenti che salvano la vita, punto. Ed è inutile continuare a dire tu non mi hai aiutato, devi appoggiarmi. Qui dobbiamo fare squadra tutti e smettere di guardare il campanile. Abbiamo Assunta da Milano, vai Assunta. Buongiorno, buon anno a tutti. Vorrei porre un altro problema di morte. Visto che Telenord è in grande espansione, vorrei chiedervi se potete fare uno spot con scritto in diversi orari del giorno: la droga annebbia il cervello, vi porta alla morte, ma soprattutto vi rende assassini. Io in questo momento sto subendo un dramma grande. Mio nipote è steso all'obitorio. Mamma mia. Voi sapete di chi parlo in questo momento.
è mio parente. Grazie se fate questo spot, tutte le trasmissioni di Telenord a diversi orari, facendo capire che la droga distrugge voi, distrugge le famiglie e soprattutto vi rende assassini. Io vi ringrazio, se lo fate vi ringrazio 1000 volte. I giovani devono capire che la droga è solo morte. Morte per loro, morte per le famiglie e morte soprattutto per i giovani, ma per i genitori è un dramma che non si può superare. Vi ringrazio se lo fate capire ai giovani cos'è la droga. Non c'è nessuno fa questa cosa, si parla ma non si fa. Vi prego, Telenord, lei che la guardo tutte le mattine, interceda per fare questa cosa. Sono morti, sono in prigione, cosa serve? Non c'è più. Grazie mille, grazie, buongiorno a tutti. Ciao cara Assunta, un abbraccio grande, ci uniamo a questo grande dolore per queste famiglie, sono molte ormai le famiglie. Sindaco, anche siete voi in prima linea su questo, però avete una coperta corta, non è semplice. Assunta, io farò quello che hai detto, poi appunto, la proprietà deciderà cosa fare, cosa dire, cosa rispondere. Io girerò questa tua richiesta alla proprietà. Prego Sindaco. Sì, il tema che ha lanciato la signora e mi collego alle condoglianze anche alla famiglia per quanto accaduto, è un tema sicuramente importante, un tema che ci vede protagonisti, perché noi amministratori, noi sindaci siamo in prima linea, soprattutto nel cercare di attuare quelle politiche che servono per sensibilizzare. Il tema che la signora ha detto non è banale, il fatto che possa essere ripetuto un messaggio positivo e un messaggio di attenzione è una cosa che secondo me potrebbe essere utile, quindi la ringrazio per l'intervento che ha fatto e mi unisco anche a questa richiesta e posso tramutare questo tipo di informazione anche attraverso i rischi che si corrono sulla strada, perché tutto quello che è pericolo va comunicato, la gente deve avere... Bisogna coltivare il senso di responsabilità delle persone. Capisco Mirella che dici basta trovarne uno e la vita ti cambia, è vero, i casi purtroppo la cronaca ce li presenta tutti i giorni di questo tipo, come è vero anche che non c'è un sistema per eliminare, come diceva prima il dottor Guidarini, gli idioti. Quelli ci saranno sempre, bisogna però cercare di arginarli. Come possiamo, con gli strumenti? Come possiamo arginarli? Con gli strumenti. Adesso sicuramente noi amministratori abbiamo poche armi spuntate, ma quelle armi dobbiamo renderle efficaci. E quindi sicuramente il tema comunicativo è il principale, il tema del messaggio che dobbiamo lanciare è il principale e poi c'è secondo me un grande tema che sono le famiglie, l'accompagnamento delle famiglie, l'accompagnamento dei genitori, perché comunque anche il mondo giovanile è un mondo in continua evoluzione, non ci sono più i giovani di 10-15 anni fa e probabilmente con la velocità in cui cambiano anche le generazioni e le modalità di comportarsi delle generazioni, sempre di più c'è bisogno di avere un accompagnamento per queste famiglie. Sappiamo che il sistema famiglia è in crisi. No, e voi non avete tanti soldi da investire su questo, mi sembra. Ma noi non si può stravolgere una società che sta cambiando, dove determinati valori, determinati principi stanno venendo a mancare. Bisogna trovare la maniera di ricreare e di lavorare sul sistema di responsabilità. Io con il dottor Casteller, che lei conosce, lo psicologo, psicoterapeuta qui della nostra zona, abbiamo attivato un percorso e un lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso e anche nel 2023 di strumenti che diamo ai genitori, di incontri dove cerchiamo di dare gli strumenti ai genitori di capire il mondo che i loro figli vanno ad affrontare. La interrompo un secondo, Sindaco, se non mi cade la linea. Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e tanti auguri. Grazie. Di sereno anno e qualche soldo in tasca a chi ne ha bisogno. E salute. Allora Mirella, stiamo qui a parlare da anni di questi incidenti. Siamo noi che abbiamo in mano la coscienza, il buon senso, ma perché finché passi davanti a un segnale
ci passi davanti e li rispetti, ma dopo dove puoi correre sempre con giudizio è chi schiaccia il pedale di più di quello che deve e sicuramente succede quello che vediamo. È tutta questione di buonsenso e rispetto per tutti noi. Grazie, vi saluto. Grazie a te Giusy, allora finiamo col sindaco, poi andiamo dal dottor Guidarini. Un aneddoto che mi viene in mente: giustamente noi abbiamo la tecnologia che ci può aiutare e ci deve aiutare per prevenire queste situazioni. Secondo me arriveremo ad un punto dove saranno anche proprio le automobili che leggendo i limiti sulle strade già adesso lo fanno, ma non ti permetteranno di andare oltre a quella velocità. Secondo me questo è già sarebbe un buon inizio. Poi però mi viene in mente cosa succedeva 20 anni fa. Anche i motorini erano tarati per andare a 40 all'ora, però poi c'era la gara chi aveva il motorino truccato, no? Oggi quella... Forse lo aveva anche il sindaco, perché aveva anche lei il motorino truccato. L'ho capito io. Giusto, il mio era perfetto. No, comunque la questione è questa, no? È una questione poi, tu puoi fare la regola, puoi mettere anche lo strumento tecnologico che ti aiuta, poi sta sempre nella responsabilità della persona. Ho capito, però poter in parte sei già aiutato. No, esatto, quindi ci vuole questo e quello. Esatto. Gli strumenti e la tecnologia deve aiutarci e noi dobbiamo comunicare bene i pericoli che certe scelte possono produrre. Sentiamo il dottor Guidarini, prego dottor Guidarini. Allora, innanzitutto vorrei invitare il sindaco, mi piace come ragiona, vorrei invitare il sindaco Fantuzzi a venire al Verona Bike Expo domenica 26 gennaio a Verona, appunto, almeno potremmo fare una bellissima collaborazione. Andiamo sindaco, ecco, accettiamo l'invito e domenica 26 a che ora, dottor Guidarini? Domenica 26 gennaio dalle ore 14 alle ore 16:30 alla Sala Rossini del Verona Bike Expo ci sarà una conferenza sulla sicurezza stradale fatta da AMI, Coordinamento Motociclisti, Associazione di Graziella Viviano e tanti presidenti di motoclub del nord che hanno avuto delle perdite fra i loro iscritti contro gli ostacoli fissi, perché purtroppo si dimentica sempre che è l'impatto contro l'ostacolo fisso. La velocità è una causa di incidente, non è una causa di lesione. La causa di lesione è l'impatto contro un ostacolo fisso, o un altro veicolo, o un lampione, un guardrail, un albero a fusto, che purtroppo ancora non si conosce il concetto di ergonomia sulle strade italiane. Quindi per fortuna alcune amministrazioni cominciano ad apprezzare questo discorso. Negli autodromi le velocità sono aumentate in modo notevole, ma i morti e le vittime sono diminuite tantissimo perché sono stati tolti gli ostacoli fissi. Quando è possibile, anche in autodromo si viaggia a 350 all'ora nel MotoGP, nelle strade non si deve viaggiare a 350 all'ora, ma i morti sono a 60-70 km oraria per colpa degli ostacoli fissi. Quindi ecco, io faccio un invito a tutti i sindaci d'Italia di controllare anche tante volte un tombino. Io ho rilevato purtroppo tanti morti a 60 all'ora, banale scivolata, anche tornando dal lavoro, finito col casco contro un tombino di cemento messo all'esterno della curva. Si chiama concetto di ergonomia. Sì, ma capisce, dottor Guidarini, che finché vediamo che i soldi vengono spesi su cose che veramente non interessano e abbiamo le strade che sono pericolosissime, come dice lei, bisogna guardare anche quello che si è in casa e migliorare queste strutture che abbiamo, che sono fatiscenti. Abbiamo ancora le strade da carretti e cavalli e corrono tir di tutto. Prego, dottore. Gli alberi a fusto, quanti morti hanno fatto? Nelle vie del mare qui o nella Romea o come anche in Toscana, ogni pino ha 2-3 mazzi di fiori, tra poco non c'è più spazio per i mazzi di fiori, perché una volta gli alberi servivano per i somari, nella seconda guerra mondiale per coprire i convogli di camion dagli attacchi aerei, ma oggi non servono più alberi a fusto ai lati delle strade e tuttora vengono messi i guardrail ghigliottina, quelle senza barriera salva motociclisti, non le mette più nessuno in tutta Europa, si mettono solo noi in Italia. Ancora l'ANAS continua a mettere i guardrail con i paletti che a 40 km orari, che in fisica sono 11 metri al secondo, il motociclista che finisce contro il paletto viene decapitato. Allora in Italia ancora c'è la pena di morte per il motociclista che scivola, e il motociclista non è sempre ubriaco, tante volte torna dal lavoro,
tante volte va a farsi una bella girata al mare con la fidanzata, una banale scivolata per colpa anche di una buca nell'asfalto, scivola, finisce contro il paletto. È inaccettabile che ancora oggi in Italia si mettono questi guardrail. Senta, dottor Guidarini, ma parliamo anche di moto, di questi motociclisti, di questi giovanissimi che girano con le moto da cross, con le gomme chiodate, ma è normale? Si può? Vorrei anche capirlo, perché uno dice una versione... No. Gomme chiodate non esiste, cioè non è vero, gomme chiodate, io non le ho mai viste, eppure frequento l'ambiente motociclistico da 45 questo è quello che mi hanno riferito. Sindaco, lei cosa dice? Sì, esatto, ci sono le gomme, quelle con i tapponi, diciamo. Ma le persone non sanno già spiegarlo, esatto, no, poverette. viene detta gomma chiodata, ma in realtà sì, non ha i chiodi, ecco, perché altrimenti sì, non potrebbe correre per strada. Ma l'ha capito il dottor Guidarini, solo che volevo... No, però ci sono? Sì, no, ci sono, sicuramente bisogna fare attenzione. Ma sono permesse queste? Si può correre nelle strade? Sì. Ci sono gommature che sono permesse, chiaramente bisogna, adesso non entro nello specifico, non sono un tecnico, quindi non potrei, magari forse no, perché ho avuto un ragazzo che ha detto: venite nella mia scuola e vedrete quanti motorini truccati con gomme veramente con questi tappi, come dice lei, spieghiamolo così a casa capiscono, ma si vedono per strada. No, sono gomme da sterrato, no? Che servono per avere l'aderenza sullo sterrato. E si possono correre anche nelle strade normali? Dottor Guidarini, si posso correre? Sono omologate e non creano nessun problema, tranne che quando è bagnato, che allora bisogna avere una particolare attenzione, ma le gomme tassellate non creano nessun problema. Io posso fare un appello da motociclista a tutti i ragazzi giovani che vogliono truccare il motorino. Ragazzi, volete aumentare le performance del vostro motorino o della vostra motocicletta? Truccatela, ma non il motore né la potenza, truccate le sospensioni. In pista, quando si corre, la prima cosa che si fa, si va a migliorare le sospensioni. È a norma del codice della strada, aumenta la sicurezza, aumenta un'infinità di cose, perché spesso le moto o i motorini che escono dalla fabbrica hanno delle sospensioni scarse. Ecco, le sospensioni è il primo fattore di sicurezza per le strade, quindi se volete spendere 100 euro, non aumentate i cavalli del motorino o della moto, ma migliorate le sospensioni e vedrete che anche nel bagnato avrete una sicurezza. Ma oltre a lei chi lo dice questo, dottor Guidarini? Come? Oltre a lei, questa cosa qua che sta dicendo importante nella sicurezza e nell'investire questi soldi che i ragazzi investono nei motorini, chi la dice? Nessuno. Bravo, Ma io perfetto. Perché sembra che sia tutto scontato. Dovrebbero farlo nelle autoscuole dove i ragazzi prendono le patenti. Allora lì, difatti, secondo me quello sarà uno dei punti anche per il nuovo codice della strada, anche per le persone anziane. Adesso noi a San Polo stiamo organizzando e stiamo cercando di creare un corso per le persone anziane gratuito, coinvolgendo le autoscuole del territorio, dove viene spiegato il nuovo codice della strada, oltre ad avere un po' un refresh di quelle che sono, perché chiaramente chi ha preso la patente 50 anni fa, le regole oggi sulla strada sono molto diverse. Allora avere la possibilità di dare in maniera gratuita, ma a queste persone la possibilità di informarsi e di aggiornarsi è importante, e la stessa cosa dovrebbe accadere per i giovani che vanno a prendere la patente per la moto, spiegare dei piccoli trucchi per migliorare la sicurezza e le prestazioni anche della propria motocicletta sarebbe davvero utile. Quindi il mio appello è proprio verso queste istituzioni che fanno formazione e dove loro hanno in mano i giovani e gli danno la patente per poi Però utilizzare Sindaco, io ho avuto ospite Gigi Pirollo, che fa guida sicura con l'ACI, il quale ha detto chiaramente anche poco tempo fa davanti alle telecamere che quando escono dalla scuola guida non sanno guidare, assolutamente. Allora forse oltre che investire nei diversamente giovani che riescono a capire il nuovo codice, la strada e le nuove regole, non sarebbe utile anche voi fare un passo in là, che il motore ormai non serve più, perché se ti fermi con la macchina non è che alzi e vai a vedere, cioè viene il carro attrezzi e ti porti via. Invece di fare tutte queste ore per il scuola guida col motore, di impegnarli invece in più nelle ore di guida, cosa dice il Sindaco? Allora, sono convinto che anch'io ho partecipato con la scuola al tempo, quindi devo ringraziare la scuola che mi ha permesso di fare questo tipo di esperienza. Ho fatto un corso di guida sicura e devo dire che
è vero, è un altro mondo, addirittura solo anche l'impugnatura del volante, no? Dove vai a scuola guida ti insegnano mani alle ore 11 e 11, no? Quindi mani sopra. Fai il corso di guida sicura, no, il volante deve essere preso alle 9 e un quarto, perché messa con la presa così riesci a fare il 90% delle curve che sono presenti nel territorio e non stacchi mai le mani dal volante. La scuola guida ti dice così. Allora, capisci che poi c'è una contraddizione. Allora, dottor Guidarini, allora cosa facciamo qua? Perché bisogna anche capire, perché se Gigi Pirollo si è raccomandato di dire qui attenzione perché i ragazzi non sanno guidare, invece del freno giù, o la frizione fanno l'incontrario perché non sanno, cosa dice dottor Guidarini? Che poi arrivano da lei quando si fanno male. Quello che dice il sindaco, io farei una proposta intelligente, la vorrei proporre al ministro Salvini, che secondo me si farebbe veramente portavoce di una nuova campagna di cultura. Allora, quando si ritirano i punti della patente o la patente, anziché spendere soldi in pratiche burocratiche che non servono, si può dire, a un cazzo, io riobbligerei, si può dire quella parola lì? Obbligherei i ragazzi, cioè chiunque, anche la persona anziana a cui vengono ritirati i punti, di spendere soldi in un autodromo con degli istruttori certificati dallo Stato. Quindi il ministro Salvini si potrebbe far portavoce di una nuova campagna intelligente e innovativa, soprattutto penso in tutta Europa, perché non ce l'hanno in altri paesi d'Europa, recuperare punti patenti e patenti facendo dei corsi di recupero, come diceva il sindaco, di rispolverare alcune regole se le hanno dimenticate, oppure per i giovani di capire quali sono le regole anche del buon senso, del rispetto degli altri quando si va in moto o in macchina. La bravura nella guida non si fa con le pratiche burocratiche, ma si fa con la pratica in moto e con la pratica in macchina. Come mai i piloti non ci si allena? Prima di un campionato si va in pista, ci si allena, si riguarda l'airbag, si controlla il casco, si compra il casco nuovo o l'airbag nuovo, si controlla le gomme, le sospensioni. La prima cosa che io faccio sono le sospensioni prima di ogni anno. Prima ancora devi guardare quanti cavalli c'è la mia moto, che comunque c'è la 170, non sono pochi, un Suzuki GSX R 1000, bellissima moto che mi ha permesso di arrivare terzo al campionato italiano Civ Classic. E quindi sono appassionato di moto. Come dico io, ho fatto più chilometri col culo per terra a Ruzzoloni che tanti motociclisti in moto, e allora posso dare la mia esperienza per cercare di salvare qualche vita. È per questo che secondo me il buon senso sta anche nel non essere troppo rigidi, perché sortisce l'effetto contrario. Come diceva l'interlocutore di prima, per un Rocher a un ragazzo non lo puoi fare una sanzione se raggiunge 0,2 grammi litro, però bisogna, io sarei d'accordo, più controlli, ci vogliono più pattuglie per le strade, più controlli. L'autovelox non guarda se c'è l'alcolemia 2, e ci sono tanti idioti che, appunto, ripeto, non hanno bisogno di alcol per essere idioti, perché tanti si drogano, ma anche se non fanno niente, gli idioti si comportano sempre da idioti, quindi vengono contromano, spippolano col cellulare e vengono contromano col cellulare. Guardi che il cellulare è un fattore di rischio incredibile, è ma mi sembra che abbiano capito, basta mettersi alla guida al mattino, io vengo a lavorare, cioè è una roba allucinante, cioè noi continuiamo a dirlo, però non ascoltano. Sindaco, prego. Mi ha fatto venire in mente un aneddoto il dottor Guidarini. Quando ancora ero un calciatore, quindi facevo juniores, età quindi 18-19 anni, un giorno il nostro allenatore ci prende e ci mette nello spogliatoio prima di una partita e ci dice: signori, ricordatevi una cosa, che voi avete imparato a guidare quando avrete fatto almeno 10.000 chilometri. Così ci ha preso tutti alla sprovvista, siamo là per una partita di calcio, lui ci ha fatto una lezione di vita invece in quel momento, e quelle parole io me le ricordo bene e le cerco di trasmetterle per quello che posso. Questo per dire l'importanza anche di chi ha ruoli di educazione nella vita, quindi in questo caso nello sport, come è importante riuscire a trasmettere dei messaggi positivi. Alla fine tutto si porta sempre alla comunicazione. Dopo, chiaro, c'è chi ha la testa e chi non ha la testa, chi alla mattina è frustrato già prima di cominciare a lavorare perché non ha voglia magari di andare a lavorare e quindi anche sulla strada trasmette questa frustrazione, chi invece è più tranquillo e riesce a essere più lucido. Le conseguenze poi le paga sempre quello più tranquillo, sfortunatamente.
la conseguenza la paga chi in quel momento capita. Purtroppo devo dire così. Dottor Guidarini, un'altra cosa importante da dire è che bisogna iniziare anche a fare squadra, ecco, a cercare di unire questa potenzialità che hanno queste associazioni che si battono per l'incolumità, perché l'obiettivo è quello di tutti noi, non è che andiamo uno da una parte e uno dall'altra, dobbiamo unirci per capire che forse abbiamo anche le attrezzature per salvaguardare queste vite, non solo in pista ma anche nella strada. Visto che c'è questa grande tecnologia, qui abbiamo un'azienda proprio veneta che fa questo. Naturalmente io ho avuto un addetto ai lavori, ha detto: Mirella, costa tanto l'airbag perché se ne vendono pochi, ma se ne vendiamo tantissimi automaticamente anche il prezzo cala. Allora noi dobbiamo fare squadra con tutti per mettere in sicurezza le persone che veramente ancora non hanno capito che la strada è pericolosa e che in mano hai o la moto o la macchina, sono delle bombe che devi sapere usare. Questa è la verità. Se non sai usare, niente patente. Non si può dare la patente a persone che non sanno guidare. Prego, dottor Guidarini. Allora, noi abbiamo fatto con l'AMI, Associazione Motociclisti Incolumi, la mia associazione, abbiamo fatto 2 belle manifestazioni, avevamo un po' di soldi dati dai 5 per 1000 eccetera, abbiamo regalato 150 paraschiena alle scuole medie di Misano Adriatico e dopo 3 mesi altri 150 paraschiena di un'azienda, l'Alpine Stars, che si sono comportati benissimo con noi, ci hanno messo praticamente paraschiena a prezzo di costo, e noi con questi fondi abbiamo regalato 300 paraschiena a ragazzi delle medie, perché noi bisogna intanto insegnare l'uso del paraschiena, che in Italia non lo usa nessuno, cioè pochissimi, i giovani con lo scooter non lo usa nessuno. Io ho voluto insistere per dire: guardate, anche con lo scooter è importante. Quando poi si abituano con lo scooter a mettere il paraschiena, quando diventeranno motociclisti, avendo apprezzato l'utilità, metteranno l'airbag. Ma è sicuro che lo mettano il paraschiena che voi avete regalato? Parecchi lo mettono. Parecchi, però non ha detto tutti, vede? Parecchi ha detto, dottor Guidarini, perché c'è questa cultura, io faccio quello che voglio, ecco, e mi faccio le regole che voglio io, non quelle che mi ha detto il dottor Guidarini. Sindaco, ormai siamo in chiusura, cosa vuole dire? Che deve diventare sicuramente una questione obbligatoria, come usi il casco, devi usare anche altri dispositivi di sicurezza, ma allora... Sono d'accordo anche con la questione. Vuoi la moto, ti metti il paraschiena. Ci sono degli elementi che sono di facile, tra virgolette, gestione e anche accessibili. Sono convinto che la tecnologia ci permetterà in futuro di avere la possibilità di avere anche degli airbag anche sulle motociclette, sulle tute accessibili, e quindi che tutti possano, anche nei giubbotti stessi, tutti possono, tra virgolette, usufruirne. Il vero passo, il primo vero grande passo è, come giustamente dice il dottor Guidarini, è togliere gli elementi di pericolo dalle strade. Hai detto bene che tante volte le strade non sono adeguate, purtroppo presentano tanti ostacoli, purtroppo c'è difficoltà, e io, essendo amministratore, sono testimone della difficoltà di avere le risorse e di trovare fuori risorse per questo tipo di sistemazioni. Giustamente dici, metti i dispositivi di controllo, gli autovelox, dovresti destinare una somma per il miglioramento stradale, quindi per il miglioramento della sicurezza stradale. Tante volte succede che gli autovelox sono quelli che ti pareggiano il bilancio, perché non riesci a starci dentro con i costi, allora fai quelle 10 multe in più e ti arrivano i soldi. Non è il caso di San Polo, noi non abbiamo autovelox. Ma secondo lei, proprio a livello diciamo regionale, questi sindaci fanno prevenzione coi soldi delle multe? Investono, secondo lei? Viene fatto, solo che è poca. Obiettivamente è troppo poca. Il vero problema, secondo me, nel nostro territorio è il cambio che è stato fatto a livello delle province. Una volta, perché la maggior parte delle strade, diciamo, ad alto scorrimento sono strade provinciali, e quindi quelle sono i primi elementi che andrebbero, tra virgolette, sistemate. Da quando c'è stata la modifica dell'ordinamento delle province, hanno depotenziato molto, e le province soffrono di questo depotenziamento, soprattutto nella gestione anche appunto delle infrastrutture stradali. Noi
nei piccoli comuni sì, cerchiamo di mettere in sicurezza incroci stradali particolari, piuttosto che appunto pali dell'illuminazione, che andrebbero messi in posti migliori rispetto a quelli che erano stati pensati 20 o 30 anni fa. Però sono interventi minoritari. Il vero ente, tra virgolette, che deve essere aiutato a fare di più, e in questo caso io spero che da 2025 dicono che sia l'anno buono per ritornare ad avere le province che rifanno di nuovo sul territorio un certo tipo di lavoro, elette dai cittadini e con risorse in grado di poter fare e di poter intervenire. Perciò avete capito a casa, ecco, capite bene quando andate a votare. Sveglia Veneti, dico io, perché sarà il caso proprio di svegliarsi. Ho sentito prima nell'ora precedente c'era un ospite che ha proprio detto: con la penna si cambia il destino il futuro del proprio territorio, del proprio paese. È vero, e non è l'astensionismo che lo cambia, non è che perché la gente non va a votare allora, ecco, vedi, metà della gente non è andata a votare, non vuol dire niente, anzi fate solo il gioco di chi rimane. Dottor Guidarini, come ci saluta? Allora tutti al Pala Rossini il 26 gennaio, speriamo di fare la raccolta anche delle firme per l'airbag obbligatorio, perché dobbiamo unirci, dobbiamo andare assieme, ecco, dobbiamo centrare l'obiettivo, non guardare, ecco, a destra, a sinistra, a nord e a sud, ma dobbiamo centrare l'obiettivo, dottor Guidarini, come i fanali accesi nelle macchine. Dicevamo, ma cosa hanno messo? Eppure abbiamo tutti i fanali accesi. È un elemento che ha aiutato molto. Ed però non riuscivamo a capire l'importanza di questo. Prego. Allora, noi appoggiamo sicuramente un airbag obbligatorio per i motociclisti, però deve essere una cosa pratica. Potrebbe anche essere, diciamo, agevolato il prezzo, e poi giustamente se vengono venduti tanti le aziende, però noi oltretutto le aziende sono la maggior parte venete, che fanno prodotti di eccellenza, che sono invidiati in tutto il mondo, sono le migliori aziende, e un airbag che costi 300-350 euro è accettabile. Se un airbag deve costare 3.000 euro, poi dottor Guidarini, ma visto che l'Europa ha tanti soldi, hanno detto che ci sono tanti quei soldi a Bruxelles da far spavento, perché ci sono, invece di prendere una bomba in più, magari se danno anche l'airbag, i soldi per l'airbag ai sindaci o alle regioni, non sarebbe mica male, dottor Guidarini. Contrariamente a quanto si pensi, il pilota non è uno scapestrato. Chi fa il pilota? Io correvo nel motocross negli anni 70, poi ho fatto un po' di ride in Africa, ora corro in velocità. Il pilota ha paura, sembra paradossale, ma il pilota ha paura di farsi male perché vuole fare tutto il campionato. Quindi il casco, gli airbag sono stati sviluppati dai piloti, non sono stati sviluppati da gente che non corre in pista. Il casco è stato sviluppato dai piloti. Prima andava il casco di pelle, poi il jet, poi dopo il casco integrale, che è sicuramente il casco più sicuro che c'è. Infatti invito tutti i motociclisti, anche quelli con lo scooter, a usare il casco integrale per ripararsi il massiccio facciale, perché in caso di tamponamento la prima cosa che viene messa a rischio è il massiccio facciale. Poi dopo tocca stare per tanti mesi a succhiarsi succhi di frutta con la cannuccia, purtroppo a pronto soccorso si vedono tanti. Quindi importante, casco integrale assolutamente, paraschiena intanto, poi airbag, ben venga l'airbag, siamo d'accordissimo, non è che io, insomma... No, l'ho capito io questo, il problema è che dobbiamo fare squadra e non guardarci quei campanili, perché se no non andiamo più avanti. Dottor Guidarini, devo chiudere, la ringrazio veramente, ci sentiremo anche col sindaco che ha accettato l'invito. Faremo una bellissima collaborazione, gli farò avere il consenso di tutti i motociclisti del nord Italia. E io le porterò anche Fulvio Marotto, che è l'unico al mondo che ha la patente senza gambe e senza mani. Eppure è riuscito ad avere questa patente, l'unico al mondo, fa parte del direttivo dei Veneti Schiacciati, perciò glielo farò conoscere quel giorno, porterò su anche lui perché fa delle cose pazzesche e mi fa piacere che lei lo conosca. Grazie veramente, dottor Guidarini. Sindaco, come ci saluta? Io ti saluto intanto ringraziandoti, Mirella, ringraziandoti per il lavoro che fai quotidianamente. Tieni compagnia a tante persone, li porti dentro argomenti che sono e che viviamo quotidianamente, quindi il mio grande ringraziamento va a te e un grande saluto e un grande buon anno a tutti quanti i telespettatori, che sia un 2025 positivo, perché dobbiamo guardare anche le cose positive e quindi guardiamo avanti e
speriamo che ci porti fortuna questo nuovo anno. Grazie Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, Fratelli d'Italia, di essere stato con noi. Grazie anche da Chianciano Terme, collegato con noi il dottor Marco Guidarini, presidente Associazione Motociclisti Incolumi. Grazie anche a lei, dottor Guidarini, e andiamo in pubblicità. Siamo collegati con un altro sindaco, siamo collegati con Daniele Carotti, sindaco di Annone Veneto. Grazie sindaco di essere qui, poi ci collegheremo anche con Roberta Beocchi da Roma, presidente associazione Edela, sostegno degli orfani di femminicidio, che ringrazio sempre questa donna per essere nel pezzo anche lei. Allora sindaco, com'è la situazione? Cosa prevede per questo 2025? Voi siete in prima linea, come dico sempre, tanto è vero che io vi ospito, siete gli unici dove io posso interloquire, perché sapete di cosa parla Mirella, che sono le fragilità. Mancano le case, il lavoro è veramente un problema, i giovani non fanno volontariato, gli anziani si sentono sola, i diversamente giovani come li chiamo io, le fragilità non vengono tanto ascoltate da nessun partito purtroppo. Prego, sindaco, cosa dice? Sì, Mirella, buongiorno, grazie per l'invito e un buon 2025 a lei e a tutti i telespettatori. Grazie. Il 2025 sicuramente sarà un anno intenso, nel senso che noi abbiamo approvato il bilancio qua nel mese di dicembre. È sicuramente un bilancio austero, lo definisco, nel senso che le spese sono molte e le entrate sono limitate. Le problematiche ci sono problematiche nel sociale, questo è un dato che penso che anche i miei colleghi sindaci lo possono confermare, e stiamo mettendo in campo quelle azioni che possono un po' sollevare certe situazioni di difficoltà. Certo, le azioni che metteremo in campo non saranno la panacea dei mali, però qualcosa, l'attenzione dell'amministrazione comunale è sicuramente nei confronti anche di quelle fasce deboli e soprattutto quelle fasce deboli ma che lo sono tali, perché mi è capitato proprio di recente che talvolta certi parametri utilizzati come il parametro ISEE non dimostra veramente la situazione del singolo. Nei comuni piccoli come il nostro si riesce ad avere ancora la conoscenza di quello che è il tessuto sociale, di conseguenza si riescono a fare delle valutazioni più vere e concrete. Allora, politicamente conosciamo anche il sindaco Daniele Carotti, per chi non lo sa da che parte politica tira il sindaco Carotti. Su quale barca sta, sindaco? È una barca in movimento? Che barca è la sua? Allora, guardi, io sono abituato a parlare chiaro con tutti, ho parlato chiaro in campagna elettorale con i miei concittadini, i miei concittadini sanno la mia storia e la mia storia c'è e non la rinnego. Io sono di centrodestra sostanzialmente, ho militato per molti anni nella Lega, la Liga Veneta, la Lega Nord, e in questo momento storico non sono attualmente tesserato con nessun partito. Il mio pensiero comunque è un pensiero dove l'autonomia e il federalismo dovrebbero essere la colonna portante di questo paese affinché ci possa essere un ulteriore sviluppo. Senta sindaco, come mai la Lega non è riuscita a portare a casa il federalismo quando aveva dei numeri importanti? Adesso l'autonomia, come dice lei, chissà quando arriverà, perché non è cosa semplice e facile come qualcuno sta cercando di dire, lei l'ha detto in primis. Ecco, cosa è successo secondo lei? Prego sindaco. Allora, per chi io inviterei, approfitto per invitare tutti i cittadini a occuparsi di amministrazione, perché quando si fa amministrazione, io ho già avuto un mandato come consigliere comunale e poi come assessore 10 anni fa, e si capisce com'è il sistema e la burocrazia. Sicuramente ci sono tanti paletti e ci sono molte resistenze da parte di quello che è il sistema consolidato. Quindi ci sono molti gruppi, definiamoli di potere, che hanno interesse affinché il sistema rimanga così.
Però bisognerebbe essere anche lungimiranti e non guardare solo nell'immediato, bisognerebbe guardare anche nel lungo periodo, perché noi siamo qui oggi, però dobbiamo considerare che un domani ci saranno i nostri figli e di conseguenza un politico, la politica dovrebbe guardare nel lungo periodo. Noi amministratori, e l'ho detto anche in Consiglio Comunale, dobbiamo affrontare delle scelte anche coraggiose talvolta, delle scelte che vanno contro quello che è il modo di pensare degli ultimi 50-60 anni. Ma io non sono interessato a essere qui per essere rieletto fra 5 anni, io sono interessato a essere qui per fare del bene, almeno il mio pensiero è questo, per la mia comunità e nell'ottica del lungo periodo. Se fra 5 anni non sarò rieletto dai cittadini, va bene lo stesso, l'importante è che io e la mia coscienza siamo a posto e abbiamo lavorato affinché il futuro sia più roseo possibile per la nostra comunità. Però lei ha parlato di autonomia, questo referendum che è stato fatto e abbiamo visto una percentuale altissima di veneti che sono andati al voto, però ancora una volta non si riesce a centrare l'obiettivo. Marzio Favero, invitato dal nostro direttore Luigi Baciali a Focus, l'è presa col ministro Calderoli, ha detto che ha ingarbugliato un po' la situazione, che non è stato chiaro e non va bene. Lei cosa dice? Ma guardi, io conosco il ministro Calderoli dagli anni 90 e quindi so chi è il ministro Calderoli. È una persona che si è sempre data da fare per portare avanti le istanze del federalismo e dell'autonomia. Come l'ho detto prima, ci sono determinate problematiche di poteri consolidati che ostacolano questo processo nei confronti dell'autonomia e del federalismo. Quindi il ministro Calderoli deve orientarsi in un mondo che è molto difficile da far quadrare. E quindi il suo impegno sono sicuro che è massimo e secondo me il ministro Calderoli avrebbe già portato avanti e ha portato a termine questo processo dell'autonomia proprio perché lo conosco da almeno 20 anni. Il ministro Romeo però sta cercando di togliersi da quella che è la Lega tradizionale e creare la Lega dei primi tempi. Cosa dice, Sindaco? Guardi, io le ho detto, io ho militato nella Lega ai tempi della Liga Veneta. E di conseguenza il mio pensiero, io ero orgoglioso di militare in un partito che portava avanti le istanze di una parte del nostro territorio, delle regioni assolutamente del centro-nord, e quindi è stata fatta una scelta di una Lega nazionale più o meno condivisibile. Sicuramente sono stati dei risultati, se guardiamo nel 2014, le ultime europee precedenti a queste, insomma sono stati dei risultati notevoli. Certo, a mio avviso, se fosse rimasta una Lega del territorio a portare avanti determinate istanze, sarebbe stata più forte, a mio avviso. Ma secondo lei questo nuovo partito che sembra vogliono mettere in piedi avrà la forza di andare da solo o dovrà aggregarsi, fare con qualcuno? Perché qualcuno dice siamo forti nel Veneto, lei cosa dice? Adesso sarà da valutare bene. Sicuramente creare nuovi partiti non lo so quanto beneficio possa portare a chi li crea. Dopo ognuno farà le sue valutazioni. Sicuramente noi siamo in un contesto più allargato, si governa con le coalizioni, quindi io, come le ho detto prima, sono di centrodestra, per cui determinate istanze dei partiti vicini al mio le porto avanti e le condivido. Sicuramente fare un unico partito che con il pensiero di poter andare al governo di una regione piuttosto che di un governo nazionale mi sembra alquanto difficile. Dopo ognuno farà le sue valutazioni, diciamolo chiaro. Cos'è che la preoccupa di più, Sindaco Carotti, in questo momento che si apre il 2025, un anno che ha detto agli addetti ai lavori, quelli esperti, non è che ci sia proprio un sole sgargiante nel futuro? Prego. Sicuramente i settori dell'economia non sono dei migliori. Si sa benissimo che se le famiglie non hanno risorse per poter andare avanti diventa difficile e dopo noi siamo qua in prima linea e i nostri uffici vedono
le difficoltà che ci sono. Dobbiamo anche, a mio avviso, dobbiamo dirlo, anche fare forse delle rinunce, perché siamo arrivati ad avere un benessere tale e non ci rendiamo conto che forse non possiamo più superare l'asticella, non possiamo più alzare ulteriormente l'asticella. Di conseguenza forse qualche rinuncia la dovremmo fare noi singoli cittadini. E certo, mi preoccupa il fatto che l'economia non è delle migliori, la Germania, che è sempre stata una locomotiva in Europa, sta rallentando, di conseguenza il nostro manifatturiero, che aveva come sbocco uno dei sbocchi principali la Germania, ne risentirà. Sicuramente io auspico che terminerà la guerra in Ucraina, di conseguenza speriamo che determinate risorse che venivano destinate per quella situazione poi vengano destinate più in altri settori, nel sociale piuttosto che nella spesa vera, nella spesa che può creare occupazione. Certo, dopo noi come amministrazione dobbiamo vedere il nostro territorio, guardare il positivo che c'è, perché lo dico sempre, guardiamo sempre il positivo, non ci concentriamo solo su quello che non c'è, guardiamo il positivo. La nostra è una realtà dove la realtà associativa è viva, ci sono situazioni e organizzazioni di volontariato che danno una mano e che grazie a loro la qualità della vita del nostro paese è una qualità molto buona e di conseguenza, guardando anche questo aspetto positivo, andiamo avanti e cerchiamo di risolvere i problemi man mano che arrivano. Non le sembra che forse anche dalla parte politica dovrebbero attenzionare di più l'ascolto per queste persone diversamente giovani soprattutto, ma anche giovani, perché sembra che manchi proprio questo, l'ascolto. Abbiamo tante associazioni di volontariato ma tutte divise, ognuna col proprio campanile. Io faccio una fatica enorme per cercare di unire, ma non andiamo da nessuna parte purtroppo, perché esistono questi campanili e così rimaniamo fermi, addirittura non ci conosciamo tra di noi, tra associazioni, ma soprattutto non riusciamo a aiutare, visto la potenzialità che abbiamo, perché nessuno ci vuole nelle squadre. Questa è la verità. Io penso che anche gli amministratori dovrebbero avvalersi molto di più delle associazioni di volontariato, non dei soliti noti, perché sono tanti e il gruppo fa squadra, e forse il gruppo potrebbe dare anche dei messaggi ai giovani, se questi giovani li portiamo all'interno delle associazioni, perché come dico tutte le mattine, sindaco Carotti, i ragazzi sono un po' stanchi, vogliono essere protagonisti, vogliono toccare con mano quella che è la realtà, magari sbagliando, ma vogliono essere loro i protagonisti. Invece io vedo sempre tanti tavoli di addetti ai lavori, soliti noti naturalmente, però i giovani non li vedo. Ecco, forse dobbiamo intrigarli di più, proprio coinvolgendoli nelle associazioni, supportando anche le amministrazioni. Prego. Ma guardi Mirella, io sposo appieno quello che lei ha appena detto. Quando feci l'assessore avevo proprio tra le deleghe anche lo sport, tempo libero e associazionismo e mi sono impegnato all'epoca, sin da subito, di trovare una quadra in modo tale che le associazioni potessero lavorare insieme, nel senso che mi ricordo all'epoca si facevano vari eventi nel periodo estivo tutti separati tra di loro e un po' alla volta abbiamo cercato di convogliarli in modo tale che le risorse fossero messe assieme. Questo proprio per far sì che le cose possano riuscire meglio, insomma ci sono poche risorse, mettiamole insieme e l'evento sicuramente sarà dei migliori. Faccio due esempi. Abbiamo fatto Natale insieme proprio di recente, una manifestazione a ridosso del Natale. Abbiamo coinvolto tutte le associazioni, ormai è una manifestazione che si svolge da tempo e anche grazie allo spunto che mi aveva dato lei quando partecipai alla trasmissione qualche mese fa, abbiamo coinvolto un'associazione di Baskin e quindi nello stesso evento di Natale insieme abbiamo inserito questo torneo di Baskin dove ci sono dei ragazzi che con le varie abilità, insomma, che hanno fatto questo torneo. Quindi nell'ambito della manifestazione abbiamo riunito sia poter stare insieme in piazza, sia questa attività che ha coinvolto poi le scuole con attività, con la spiegazione anche con le scuole stesse di come funziona il Baskin e questo torneo che ha concluso appunto la giornata ed è stato secondo me un evento molto speciale, eccezionale, proprio perché ha visto vari attori coinvolti, scuole, associazioni e persone con diverse abilità.
Per quanto riguarda il coinvolgimento dei giovani, la mia lista, quando ho formato la lista, ho voluto che ci fossero dei giovani all'interno della lista, proprio perché per il discorso che le facevo prima, il futuro non è mio, è di chi verrà dopo di me. Quindi in lista c'erano almeno 5 ragazzi tra i 20 e i 30 anni. E questo era per me un motivo d'orgoglio, proprio perché portarli all'interno di questo ambiente che è quello dell'amministrazione comunale, che gran parte delle persone lo vede come un mondo difficile, un mondo da stare alla larga. La finalità era proprio quella di avvicinare questi giovani a un'istituzione che è quella del comune, affinché un domani qualcuno di loro possa continuare. E come ha visto questi giovani, Sindaco? Perché qua sono intrigati, partecipano. Lei cosa ha visto? Che messaggio è riuscito a recepire? Allora, intanto sono giovani che sono già inseriti nel mondo del volontariato, alcuni di questi, e di conseguenza questi vuol dire che hanno già una certa sensibilità. Dopo, il coinvolgimento dei giovani, a mio avviso, viene fatto in vari modi. Io non posso aspettare che sia solamente il giovane che venga a chiedermi qualcosa, ma io stesso devo responsabilizzarlo. Quindi nelle varie iniziative che portiamo avanti, magari cerco di coinvolgerli proprio su quelle che sono le tematiche più vicine a loro. Loro sono più sicuramente avvezzi a utilizzare i social rispetto al sottoscritto. Ben venga. Allora la parte social comunicativa viene gestita da loro. Però hanno risposto questi giovani, Sindaco? Questi giovani, noi abbiamo il capogruppo di maggioranza che ha 24 anni, il consigliere delegato all'agricoltura e alle politiche giovanili che ne ha 27-28, poi c'erano altre due ragazze, di cui una non è stata eletta, che comunque aveva 22 anni, e quindi abbiamo un altro consigliere che ne ha 22, e di conseguenza loro sono presenti e soprattutto quello che mi piace è che questi ragazzi sono presenti anche in quelle manifestazioni, quelle ufficiali, tipo il 4 novembre, il 25 aprile, che magari sono temi molto lontani e che non li sentono, però partecipano, perché sentono che fanno parte di una comunità. Avete sentito cosa ha detto il Sindaco? Sindaco, devo correre purtroppo che il tempo è tiranno, però vorrei parlare anche con lei dei panevi. Abbiamo appena sentito, ecco, in molti comuni hanno vietato i botti, lei li ha vietati, Sindaco? Allora, sinceramente avevo pensato di fare la delibera per vietare i botti. Però obiettivamente ci ho riflettuto, non riuscivo a metterla in pratica poi, io avrei fatto la delibera, poi a mezzanotte chi sarebbe stato attento a osservare che non venisse praticata questa delibera. Di conseguenza per quest'anno ho pensato che forse era meglio evitare. Sicuramente per il prossimo anno, se preparata per tempo e se il messaggio venisse convogliato per tempo, avrebbe un senso diverso. In questo frangente, quest'anno, non mi sono sentito di applicare un'ordinanza che non avrebbe avuto poi effetti nel territorio. Andiamo a vedere questa allerta arancio Panevin, poi sentiremo anche a Danone Veneto cosa ha deciso di fare il Sindaco. Andiamo a sentire e a vedere. Tradizione e rispetto dell'ambiente, anzi, tradizione e rispetto delle regole che dovrebbero proteggere l'ambiente. Per la Marca il Panevin è tutt'uno con l'inizio dell'anno, la parte della storia di questo territorio. Ma i tempi sono cambiati e con il livello arancio di inquinamento l'ordinanza del comune è chiara: stop ai falò. Per ciò che riguarda i Panevin abbiamo già comunicato che nel caso fossimo in situazione arancio o peggio rosso non si potranno tenere come ordinanza prevista. Sarebbe paradossale essere in situazione arancio e permettere i Panevin. Detto che non sono la fonte principale di inquinamento, però l'ordinanza parla chiaro e noi dobbiamo attenerci a questa. Discorso diverso per gli altri comuni che possono prendere decisioni diverse, come ad Arcade che ospita il Panevin più famoso della provincia. Più in generale il livello arancio condizionerà tutti questi giorni di fine anno. ARPA ci ha comunicato che siamo in fascia arancio, quindi abbiamo superato la fascia verde. A questo punto l'ordinanza parla chiaro, in quanto gli Euro 5, tranne quelli in deroga, non possono circolare all'interno del comune di Treviso, e quindi noi verificheremo in questi giorni cosa fare e come agire. E a chi obietta che con un numero alto di sforamenti del PM10 registrato nel 2024 a Treviso si doveva procedere in modo diverso per proteggere la popolazione, l'amministrazione ricorda che le linee guida le detta la Regione in collaborazione con le altre regioni della pianura padana. Da questo punto di vista non si può fare, e ripeto, noi seguiamo che sono i dettami di ARPA, perché non facciamo
facciamo noi questi rilevamenti. Speriamo nelle condizioni climatiche e meteo, perché se basta un po' di vento per cambiare la situazione, speriamo in una ventosità. Senza dimenticare le temperature basse, ricorda il Comune, con il riscaldamento domestico che sale e diventa la prima causa di produzione del PM10. Eccoci, abbiamo visto questa meraviglia di fuoco, ma se c'è questa allerta smog, Sindaco, cosa ne pensa lei e come si comporterà? Allora il pane vin per noi, da noi si chiama casera, è una tradizione che vede coinvolte molte persone sia a livello privato che a livello pubblico. Sicuramente bisogna fare attenzione con l'ambiente. Proprio oggi ho fatto una riunione con l'ufficio ecologia ambiente proprio per analizzare anche questo aspetto. E in questo momento io non ho fatto ordinanze che non venga fatto il pane vin. Ce ne sono 2 pubbliche, una che verrà fatta il giorno 5 e una il giorno 6, e poi ce ne sono altre 4-5 a livello privato. Tutte hanno avuto la comunicazione, hanno fatto la comunicazione e hanno avuto l'autorizzazione. Certo, se la situazione dovesse proprio peggiorare ulteriormente, probabilmente mi atterrò a quello che è previsto dalla normativa. Sicuramente il discorso dell'inquinamento è un discorso più ampio. Non penso che siano 4 pane vin che possano essere quelli che fanno sforare ulteriormente il PM10. Il problema è più ampio, che va dalle automobili ai riscaldamenti delle abitazioni. Mi sembra anche un pretesto quello di dire non facciamo il pane vin perché così la situazione rimane sotto controllo. È una tradizione che a mio avviso è giusto portare avanti. Però se c'è l'allerta arancione, come diceva il vice sindaco Manera, capisce bene che allerta è allerta, vuol dire che c'è un'aria irrespirabile, sindaco. Sì, forse magari nelle città questo si sente molto di più rispetto che ai territori di campagna come il nostro. Di conseguenza la sensibilità può darsi che sia maggiore nelle città rispetto ai paesi. Sicuramente se la situazione dovesse peggiorare prenderemo i provvedimenti del caso. Allora, per quanto noi riusciamo a spiegare e a dire, però c'è qualcuno, prima si parlava di caschi, di airbag, ecco, di sicurezza stradale, invece dobbiamo pensare anche a sicurezza nelle case, con questo purtroppo monossido di carbonio che veramente sta preoccupando molto. Andiamo a vedere a Fontanelle cosa è successo. Un braciere artigianale e le ceneri ancora calde trovate dai vigili del fuoco, probabilmente utilizzato dai 2 inquilini della casa di piazza Guglielmo Marconi a Fontanelle per scaldarsi, ma senza un'adeguata reazione dei locali. Sarebbe quella l'origine dell'intossicazione da monossido di 2 persone ora ricoverate in ospedale. I 2 manifestavano infatti sintomi riconducibili all'intossicazione da monossido di carbonio, stanchezza, debolezza muscolare, stato di confusione e perdita di equilibrio. Scattato per questo il sopralluogo di una squadra dei vigili del fuoco di Motta di Levenza nell'abitazione dove è stato rinvenuto il braciere. Non l'unico caso questo nella Marca, motivo per cui i vigili del fuoco raccomandano sempre l'installazione di apparecchi a norma, di eseguire le manutenzioni necessarie degli impianti, tra cui quelli dell'evacuazione dei gas nocivi, non utilizzare mai all'interno di abitazioni apparecchiature o sistemi di riscaldamento privi di canna fumaria, mantenere sempre aperti i fori di areazione e ventilazione presenti nei locali dove ci sono le apparecchiature di riscaldamento che permettono il ricambio dell'aria, evitando così l'accumulo di sostanze nocive. Allora, sindaco, io prima appunto parlavo anche col dottor Guidarini perché l'obbligatorietà nell'airbag, ecco, nei caschi sicuri, perché sennò ognuno qua si fa le proprie regole, si è molto superficiali, non c'è niente da fare, non possono dire di non sentire, di non sapere che prima di accendere i fuochi bisogna vedere le canne fumarie e la reazione e ventilazione che c'è stata, perché molti sono così superficiali. Io capisco che molti non hanno i soldi magari per mettere a norma la caldaia, per vedere, però si può chiedere aiuto, non si può morire di monossido perché pensavo non capitasse a me e non ho fatto niente. Cosa dice il sindaco? Quanto importante è l'informazione, capire l'informazione che si dà, ma ascoltare soprattutto. Se non ce la fai, fatti aiutare, ma non puoi accendere o avere delle stufette che non funzionino. Per questo è un ruolo anche voi, poi siete voi responsabili della salute dei cittadini. Prego, sindaco.
Ma guardi, è un problema di cultura. Perché? Perché si dà per scontato che è sempre stato fatto così, come ha detto lei, non succederà a me. Eppure succede. Succede perché? Perché evidentemente non siamo sensibilizzati abbastanza anche su questo tema. E c'è l'obbligatorietà, sicuramente ci sono le normative che dicono che noi dobbiamo procedere con la manutenzione dei nostri impianti di casa. Evidentemente sono quelle norme che vengono attuate, che il legislatore procede a farla, però poi non viene diffuso. Se ci fosse una campagna mediatica anche sul fatto che la manutenzione degli impianti di riscaldamento deve essere un mantra che ognuno di noi deve avere, è logico che probabilmente certi casi non succederebbero. Sicuramente succede magari per quelle fasce di popolazione un po' più deboli che magari o non hanno le capacità economiche o non hanno le capacità culturali per avere questa sensibilità. Però bisogna fare un cambio di paradigma anche da questo punto di vista. Sicuramente lei parlava di sicurezza stradale. Se noi andiamo a vedere negli anni 90, anni 80, anni 90, quando è stato introdotto l'obbligo delle cinture di sicurezza sulle auto, io ho dei ricordi, ero ancora forse adolescente o forse bambino ancora, però mi ricordo che c'è stata una sorta di sommossa popolare, la gente che era costretta a mettere su le cinture di sicurezza sulla propria auto e non le adoperava. Adesso è scontato che si indossi la cintura di sicurezza. Io penso che almeno non ho delle statistiche. Non dalla parte dei passeggeri però, Sindaco, anche qua siamo molto molto indietro purtroppo. Sa perché? Perché se provi a vedere le macchine nuove hanno quei sensori che quando si sale suona il cicalino per quanto riguarda la cintura se non è azionata. Bene, per quanto riguarda i passeggeri dietro soprattutto questo non avviene. E allora anche le case automobilistiche dovrebbero impostare lo stesso che c'è sui passeggeri davanti anche dietro. Ecco che dopo 5 secondi che noi sentiamo questo rumore fastidioso siamo costretti a allacciare la cintura di sicurezza. Quindi forse sono quelli piccoli accorgimenti che se fossero applicati a monte sarebbe più facile poi che fossero applicati proprio dai passeggeri. Perché vede Sindaco, se la prendono con gli autovelox, però abbiamo le macchine che ti segnalano che c'è l'autovelox. Allora io mi domando se questo è normale, perché allora vuoi aggirare la legge e non metti più in sicurezza la persona. Poi dicono che i sindaci fanno cassa con gli autovelox e non è giusto che non vengano impiegati i soldi delle multe per fare la prevenzione sulla sicurezza stradale. Lei cosa dice, Sindaco? Guardi, gli autovelox, io sinceramente sia come cittadino, non solo come amministratore, ma soprattutto come cittadino, non sono contrario. Se gli autovelox sono fissi e noi sappiamo che in quel posto c'è l'autovelox, andiamo piano, è un dato di fatto. Io potrei portare degli esempi di strade vicino al mio territorio dove c'è l'autovelox da tempo e lì quando passo per quella strada lì sono costretto a rispettare il limite. Di conseguenza anche le auto che segnalano la presenza di autovelox, tutto sommato io lo vedo come una prevenzione, perché il guidatore che sa che c'è l'autovelox lì va piano, perché la finalità dell'autovelox è proprio quella di far sì che il traffico si è rallentato in quelle aree, in quelle zone, in quel tratto stradale dove magari si sono verificati più incidenti. Quindi tutto sommato io non sono contrario né agli autovelox fissi e neanche ai sistemi tecnologici che segnalano la presenza di questo strumento. Allora abbiamo parlato un po' di tutto, parliamo anche di furti, andiamo a vedere questi furti e soprattutto anche 2 rapine, una a Ponzano e una a Istrana. Andiamo a vedere le rapine prima, poi ne parleremo col Sindaco. Io mi sto commuovendo, ho avuto altre esperienze con pistola parecchi anni fa, andate in modo diverso rispetto da questo. Io divento poi più grintosa, divento
cioè perché ti devi difendere, ti devi arrangiare nella vita. Ha aperto comunque questa mattina dopo aver sporto denuncia ai carabinieri di Ponzano. Ieri sera Irene Baseggio è rimasta vittima di una rapina nella sua tabaccheria. In 3 hanno fatto irruzione, volto travisato, pistola alla mano. Hanno chiuso dentro lei e i 4 clienti presenti usando la chiave che si trovava sulla porta. Con un atteggiamento proprio tipo Far West, sa, con quelle ci ha intimato tutti di stendersi per terra e avvertito che si trattava di una rapina. C'erano 3 clienti di qua, un cliente di là. Siamo rimasti immobili, io ho cercato di scappare di là, avevo anche chiuso la porta, se non che a pugni e a calci contro la porta, quindi sono uscita per non peggiorare la situazione. A loro interessavano solo i soldi. C'erano gratta e vinci a pile, sigarette, diverso materiale. Hanno preso solo i soldi, circa 3.000 euro in contanti. Non sono riusciti ad asportare il cambiamonete. Italiano perfetto, giovani, pochi secondi per agire, poi la fuga. Io ho visto una macchina partire e sono andati in quella direzione. Venivano dalla Castellana. A bordo di una Porsche Cayenne, che poi risulterà rubata. Si sono dileguati lasciando i clienti sotto shock ed Irene, che da anni gestisce la tabaccheria di famiglia, ancora scossa. Da un mese e mezzo sulla porta della sua tabaccheria c'è questo cartello. È così che ha reagito la donna all'incursione sempre più frequente di una banda di ragazzini che si aggira da tempo a Merlengo. E non riuscivo a salvarmi da questi gruppi di ragazzi, c'erano gruppetti di 2 o 3 che entravano, erano molto abili e rubavano le sigarette elettroniche, le sigarette quelle usa e getta, perché ne sparivano anche 3-4 alla volta. Il cartello pare abbia sortito l'effetto sperato. In paese la banda è conosciuta, diversi gli atti di vandalismo di cui si sarebbe macchiata. Da noi non sono mai venuti, perché se vengono non trovano diciamo, terreno fertile, però sì, li abbiamo visti, ci sono questi ragazzini un po' teppistelli che girano anche qua a Merlengo, però sinceramente penso che siano 2 cose completamente diverse, perché questo qui è proprio, non so quanti minuti siano stati dentro, però sono stati veramente veloci. Allora, Sindaco, come commenta? Possibile che non si riescano a fermare questi ragazzini? Ha sentito, conosciuti? Ecco, è una cosa incredibile a quella che sentiamo e assistiamo. Si sa chi sono, ma non si fermano. Prego, Sindaco, siamo in chiusura veloce. Sì, purtroppo è una problematica sempre più diffusa di questi ragazzini, queste bande che non rispettano quelle che sono il buon senso e il buon vivere nelle nostre comunità. È un problema diffuso dovuto al fatto che sicuramente ci sono meno insegnamenti da parte delle famiglie di origine, sicuramente è una mentalità diffusa sulla mancanza di autorità e di conseguenza questo fa sì che non c'è la certezza della pena, purtroppo, e questo fa sì che si diffonda questo malaffare anche nelle giovani generazioni. Come ci saluta, Sindaco, e cosa prevede per il 2025? Che auguri vuole fare? Beh, allora, io, se mi permette, io vorrei da dire che invitare tutti i cittadini a presenziare all'evento del Presepe Vivente, organizzato qua nel nostro paese ormai alla 20ª edizione, che sarà sia il 5 che il 6 gennaio dalle 17 alle 19. Anche il governatore Zaia lo ha taggato, come si dice in gergo giovanile, nel suo profilo Instagram. E l'augurio che faccio a tutti quanti è: cercate di guardare sempre l'aspetto positivo in tutte le cose. Mi mandi anche il video, Sindaco, così lo facciamo anche vedere, perché se me lo mandava magari lo facevamo vedere anche questa mattina, perché penso l'abbia già realizzato questo presepe bellissimo, però lo vedremo in futuro, perché veramente il sindaco non me l'ha mandato. Loro hanno le cose ma non le mandano. Allora io ringrazio veramente Daniele Carotti, sindaco di Annone Veneto, di essere stati con noi. Veramente grazie sindaco, buon lavoro. Aspetto il video del presepe, perché i presepe viventi sono veramente belli. Grazie e buona giornata. Buona giornata. Pasta, zucchine e gamberetti. Recentemente è stato scoperto che il gamberetto possiede un apparato visivo estremamente complesso, tale da individuare piccole prede trasparenti, altrimenti invisibili in acqua. Ingredienti per 4 persone: 500 g di zucchine, 500 g di linguine, 300 g di gamberetti sgusciati freschi, 100 g di salmone fresco,
100 g di crema di salmone, 6 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, 2 spicchi d'aglio, un peperoncino, sale e prezzemolo. Tagliate a rondelle le zucchine e versatele in una padella con olio, aglio tritato, peperoncino tagliato in 2 e sale. Versate un bicchiere d'acqua e fate cuocere il tutto a fuoco moderato. Nel frattempo mettete una pentola con acqua e sale. Solo quando bolle versate le linguine. Aspettando che le zucchine raggiungano la cottura ottimale, versate nella padella i gamberetti e fateli cuocere per qualche minuto. Unite le linguine al dente nella padella e fate insaporire il tutto per qualche minuto sul fuoco. Poi aggiungete la crema di salmone, i filetti di salmone tagliati finemente e una manciata di prezzemolo fresco. Buon appetito!